Un buongiorno a tutti e ben ritrovati con Sveglia Trieste dalle 7 alle 10 in vostra compagnia. Con noi quest'oggi ci saranno Federica Sabbati, candidata alle elezioni europee con Azione Siamo Europei, con noi dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 invece saremo in compagnia di Alberto Polacco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale. Questi sono gli ospiti di oggi, avremo fino a venerdì puntate al mattino che continueranno a trattare temi legati alle elezioni europee, in particolare in questi prossimi giorni, o meglio domani ancora è venerdì, poi da sabato, che è il giorno del voto, sarà un parterre diverso sabato mattina proprio per rispettare il silenzio elettorale, quindi non si argomenteranno trattazioni politiche in occasione del sabato mattina. Poi da lunedì ci sarà tutta l'analisi di come sono andati i voti e quindi si tornerà pure a parlare di politica, ma almeno non con la questione delle elezioni ancora in sospeso, perché saranno già concluse e lunedì mattina probabilmente si potranno solo tirare le prime somme, perché poi bisognerà aspettare l'esito delle rettifiche degli uffici, ma insomma si avrà già un quadro di come saranno andate le elezioni. Lunedì mattina, poi ricordiamo, si vota sabato e domenica. Lunedì in realtà comincerà lo spoglio proprio presto al mattino, quindi gli exit poll e tutto quello che ne seguirà lo racconteremo nel corso delle nostri programmi, nelle nostre edizioni. Andiamo a leggere la pagina meteo. Nei prossimi giorni l'anticiclone si rinforzerà sul Mediterraneo, ma sulla fascia alpina lo scorrimento di correnti occidentali umide e fresche favorirà instabilità atmosferica. Le previsioni di oggi, nella notte e forse nelle prime ore del mattino, saranno possibili piogge residue tra la pianura e la costa. In giornata cielo da poco nuvoloso sulla costa, variabile sui monti, con possibili locali rovesci anche temporaleschi, più probabili sulla zona montana nel pomeriggio. Venti a regime di brezza, temperature minime 17-20 gradi, massime 21-23 gradi centigradi. Andiamo a vedere domani, cielo in genere poco nuvoloso, su bassa pianura e coste, variabile sulle altre zone. Tra il pomeriggio e la sera sarà possibile qualche rovescio temporale sparso, più probabile sulla zona montana. Anche per domani venti a regime di brezza, temperature tra i 18 e i 20 gradi le minime, 21-24 gradi le temperature massime. Il dettaglio delle giornate, delle prossime giornate, continua a indicare una regione che potrà avere giornate soleggiate ma intervallate da alcuni temporali, in particolare battute le zone di montagna o nella pianura del centro della regione. Comunque ancora un cielo terso che sia esteso su tutto il Friuli Venezia Giulia, come ad indicare un inizio d'estate, sebbene poi l'inizio ufficiale dell'estate sarà verso la fine del mese. Ancora non vi è contezza proprio in questi giorni, per quanto oggi sarà verosimilmente a Trieste una giornata soleggiata, calda, e quindi insomma senza un grosso rischio di dover girare con l'ombrello. Non si sa ancora, ma non si sa mai ancora, nei prossimi giorni il meteo non sarà del tutto definito, con giornate piene di sole o intervallate da alcuni rovesci. Andiamo a leggere la prima pagina del Corriere della Sera, oggi in una veste grafica leggermente diversa, con questo color verdino che vedete a video. La notizia di apertura è sui migranti. Meloni, regia criminale nel decreto flussi, liste d'attesa, piano al via tra le polemiche, esposto all'antimafia, la campagna nel mirino. Ci sono più argomenti inseriti in queste righe del titolo principale. Accanto c'è Yannick Sinner, Djokovic da forfait, quindi Sinner numero 1 del ranking ATP mondiale. In cima al mondo è un sogno, dice lo stesso atleta azzurro, 22 anni, che ha battuto il bulgaro Dimitrov al Roland Garros di Parigi, uno dei tornei più prestigiosi del tennis, quello sulla terra rossa di Parigi.
Il nuovo presidente, l'Inter americana sceglie Marotta, restiamo in tema sportivo con l'Inter che ha un nuovo presidente che in verità molto nuovo in termini di volti noti per la squadra di Milano non è, perché Marotta era già dirigente di punta dell'Inter, ora diventa presidente. C'è una classifica mondiale con il Politecnico primo tra gli atenei italiani, una classifica mondiale che riguarda l'istruzione, l'educazione, l'università. Alla pagina 29 ci sono i vari dettagli per quanto riguarda le università in Italia. Il Politecnico è in testa su tutti. La terra non può attendere, noi e l'ambiente, scrive Gian Antonio Stella. La siccità dovuta al cambiamento climatico di origine antropica colpì anche i Maya. Troppe puzzette dei Chihuahua, la rete è piena di spiritosaggini come questa di un influencer di Casa Pound o del neocomunista Marco Rizzo, che con una copertina della Domenica dice che anche 71 anni fa in Italia in estate faceva caldo, ma nessuno veniva in mente di obbligarti a rottamare la tua auto né seguire bizzarre mode volute da finanze multinazionali. Facile buttarle in cacciara. 50 anni fa però, quando fu varata la prima guerra mondiale dell'ambiente, che celebra oggi la generazione restauro, scommettendo che possa fare pace con la terra, il lago d'Aral aveva la superficie di 68.000 km² ed era pieno di pescherecci che tornavano con le reti gonfie. Oggi è ridotto a poche pozzanghere, con le navi sprofondate nel deserto, mentre i ghiacciai del Tien Shan, dove nascono i maestosi affluenti asiatici, stanno diventando malinconiche pietraie. Queste le prime righe dell'articolo di Stella, che guarda all'ambiente e in qualche modo anche tira per la giacca la politica, visto che si vota questo fine settimana, e un contributo lo può dare anche l'Europa, contributo importante per quanto verosimilmente non del tutto decisivo, visto che i grandi siti produttivi si trovano negli Stati Uniti e in Oriente, con la Cina, l'India, che hanno sicuramente una voce in capitolo maggiore in termini di inquinamento, ma l'Europa può fare la sua parte. 4 telefonate dal fiume, aiuto, chiamate mamma, questo ci riporta, sebbene siamo alla prima pagina del Corriere della Sera, quotidiano nazionale, ci riporta in Friuli Venezia Giulia con la tragedia del Natisone, faro sui soccorsi, l'inchiesta per omicidio colposo. Venite a salvarci, chiamate mia mamma. Patrizia, poco prima di essere travolta dalle acque melmose del Natisone con i 2 amici, ha telefonato ancora una volta al 112. In 30 minuti sono state 4, ha chiarito la procura di Udine, che indaga per omicidio colposo. Le chiamate fatte dai ragazzi al numero unico di emergenza e una non ha avuto risposta. La madre di Patrizia, nessuno li ha salvati, ma tutti hanno fatto i video. Questo l'appello. Anzi, più che l'appello, questo è lo sfogo duro e crudo della madre della ragazza morta nel Natisone, e c'è, come abbiamo detto, una inchiesta per omicidio colposo e sarà dunque compito degli inquirenti fare luce anche su eventuali ritardi nei soccorsi o eventuali disallineamenti dai protocolli messi in atto. Questo evince dall'inchiesta, poi vedremo che sviluppo prenderà. Un lungo cammino non si fermerà qui, e ancora torniamo su Yannick Sinner, tira forte sulle righe meglio di chiunque le parole di Adriano Panatta riguardo il tennista azzurro. India, Modi vince male, l'India si affida ancora a Modi, guiderà il paese per un terzo mandato, ma per governare dovrà trovare alleati. Terzo mandato, ma deve cercare alleati, difatti è l'occhiello della notizia. Il male che ho citato è scritto fra parentesi nel titolo del Corriere della Sera, che guarda alle elezioni in India e quindi vede anche una affluenza, o meglio una affiliazione in calo per il rieletto presidente. Israele, le critiche di Biden, Bibi allunga la guerra, poi la frenata, il presidente americano torna a criticare Israele, Netanyahu allunga la guerra e poi arriva la frenata. Lollo, hippie hippie, urrà, anche in questo urrà va tra parentesi, qui Massimo Gramellini parla del ministro Lollobrigida, ecco perché il lollo, e poi hippie hippie, che non è un motto di spinta euforica, ma
perché l'argomento trattato da Gramellini gira attorno alla in qualche modo legalizzazione della cannabis light, o che cosa ne pensi il ministro della cannabis light, e sono state date delle risposte che vengono mescolate in questo commento di Massimo Gramellini tra l'ironia e un po' anche di sbeffeggio nei confronti dell'esponente del governo, in quanto anche ministro all'agricoltura. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo al piccolo, che come abbiamo visto anche dal giornale del Corriere della Sera un attimo fa, resta sulla notizia della tragedia del Natisone, con questo appunto sulle 4 telefonate. Una delle ragazze aveva chiamato ripetutamente il 112, si indaga, come abbiamo visto, per omicidio colposo. Il primo degli SOS alle 13:29, mezz'ora prima che la corrente trascinasse via i 3 giovani. Proseguono le ricerche di Christian, che è ancora disperso dal giorno in cui è capitato il tutto. Stiamo parlando di venerdì scorso. Dall'isolotto sul Natisone, dove era intrappolata, Patrizia Cormos ha chiamato 4 volte il 112 dal telefono. La prima richiesta di aiuto è partita alle 13:29, fino al momento in cui Patrizia, 20 anni, Bianca Doros, 23 anni, e Christian Casian Molnar, 25 anni, tuttora disperso, vengono inghiottiti dal fiume. È passata circa mezz'ora. La procura indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. Ancora quindi su questa vicenda bisogna far luce su tempistiche e modalità. D-Day, lezione ai protagonisti della politica, il commento di Zatterina, pagina 19. Nel taglio alto, Generali San Donato, rete di 100 cliniche, a pagina 14 il punto su questo progetto. Porto, nuovo binario di collegamento, con Giovanni Tomasin che ce lo spiega a pagina 8, il collegamento del porto che guarda alla stazione di Campomarzio. Varsila, l'accordo rischia di slittare. E anche in questo caso parliamo di lavoro e parliamo di siti produttivi, con l'avvertenza Varsila che ormai in molti a Trieste e non solo conoscono, perché l'hanno seguita con la situazione dell'occupazione ma anche del sito produttivo a Bagnoli della Rosandra. L'accordo rischia di slittare, a pagina 16 capiremo di più. L'effetto delle mareggiate, Barcola, scogliera da rinforzare, la pineta è senza drenaggio, l'effetto di fatti del maltempo di novembre che è stato analizzato ieri dalla commissione consigliare in un sopralluogo, prima alla pineta di Barcola, poi anche nella zona del CEDAS, con il punto dell'assessore degli uffici tecnici e anche le richieste dei consiglieri d'opposizione su alcuni chiarimenti riguardo il barrieramento a mare, riguardo al drenaggio della pineta, che quando piove forte è in qualche modo tutto in un colpo, come abbiamo visto nei giorni scorsi, poi va ad allagarsi, e evidentemente c'è un sistema di drenaggio che è stato compromesso dopo le forti mareggiate del novembre scorso, o evidentemente ancora sotto c'è molta acqua e quindi non si riesce a farla smaltire correttamente. Altri 2 casi di dengue, scatta una nuova disinfestazione, il contagio dopo un viaggio in Colombia, è stata una notizia divulgata ieri, poi avvalorata anche da una operazione di disinfestazione che avrà luogo questa sera, che vede in campo l'azienda sanitaria, il comune di Trieste, con un'ordinanza che delimita l'area di intervento e raccomanda anche a chi abita in questa zona di prestare attenzione al passaggio dei mezzi e favorirne anche il protocollo. Accoltellato in piazza Oberdan al culmine di una lite, 2 giovani stranieri, ennesimo episodio di cronaca nera in pieno centro. Non siamo in piazza Libertà in questo caso e neanche in piazza Perugino, ma in piazza Oberdan, dove c'è la fermata capolinea del tram di Opicina. 2 ragazzi hanno litigato e poi uno dei 2 ha estratto un coltello e ha ferito al braccio il suo rivale, e poi è fuggito. Indagano
i carabinieri. Meloni esposto all'antimafia sui flussi illegali di immigrazione nel mirino la Campania, flussi di ingresso legali usati come ulteriore canale di immigrazione irregolare. Giorgia Meloni consegna un esposto al procuratore nazionale dell'antimafia. Visite ed esami, ok del governo, la norma taglia attese, la sanità e i nodi legati a questa parte tra le polemiche il piano contro le liste d'attesa approvato in Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera sia un decreto legge sia un disegno di legge. Lo sport al centro del piccolo, con una parte Yannick Sinner nella storia, primo italiano in vetta al mondo del tennis. Invece a destra la notizia di sport che riguarda da vicino Trieste, perché la pallacanestro Trieste è regina in trasferta, Cantù battuta. Ora sogna davvero, perché la prima delle sfide che valgono un posto in Serie A, che si è giocata ieri sera alle 20:30 a Cantù, è stata vinta da Trieste, per quanto giocasse in trasferta e non avesse il favore del pronostico, ha sfoderato una prestazione importante vincendo sugli avversari. E quindi gara 2 che sarà nelle prossime ore, nelle prossime giornate, sarà interessante da vedere, o comunque da prendere anche a posteriori, per capire se poi l'eventuale match point si potrà giocare davvero a Trieste lunedì prossimo, con un pubblico che spingerà la squadra giuliana a raggiungere il massimo risultato, in questo caso anche una eventuale promozione già a gara 3. C'è anche gara 4 che si giocherà a Trieste, tutto ovviamente dipenderà dai risultati delle prime partite. La prima in assoluto è già stata vinta ieri da Trieste e quindi si passa a gara 2 e Trieste lo fa con un entusiasmo veramente vibrante da parte del gruppo squadra, ma anche dei tifosi, che chi ha seguito la squadra direttamente in Brianza, chi invece l'ha seguita da qui, da Trieste, o chi da dovunque, comunque hanno anche sui social rimbalzato messaggi di entusiasmo nei confronti di questo risultato. Mestieri, la scuola dei subprofessionisti, la loro attività è avvolta nella leggenda, da sempre rifugio della fantasia di scrittori e romanzieri. A Trieste a praticarla professionalmente sono 101 persone, numero ancora esiguo se raffrontato a epoche precedenti, e la crescita di domanda, perché quello dei sommozzatori è mestiere dagli innegabili echi letterari, ma anche lavoro di nicchia, tanto fondamentale nella pratica quanto difficile da trasformare in un impiego duraturo. E quindi c'è nella pagina 26 del Piccolo un appunto, un focus sul mestiere del sommozzatore, che, come scrive il collega che riporta questo articolo, è effettivamente un mestiere particolare, non così frequente da conoscere in particolare, e quindi insomma viene spiegato in maniera dettagliata. Andiamo alle prime pagine del Piccolo. I 4 SOS e l'indagine della Procura per omicidio colposo. La Procura sta accertando se nei soccorsi ci siano stati ritardi e negligenze, e dunque si passa all'inchiesta dopo il dolore del ritrovamento dei 2 corpi delle 2 ragazze. Si cerca ancora il terzo, che al momento è disperso. Qualche minuto dopo Patrizia richiama il 112, lo farà anche successivamente, la chiamata resta senza risposta. Questa mezz'ora alcuni cittadini filmano e fotografano i ragazzi in difficoltà. Alle 14:03 l'elicottero dei Vigili del Fuoco decolla da Venezia e arriva sul fiume alle 14:28. Massimo Lia, che è di procuratore, che dice: la prima telefonata di allarme è stata effettuata alle 13:29, tutto è accaduto in un arco temporale di mezz'ora. La studentessa Patrizia ha contattato 4 volte il 112, ha lasciato nome e cognome e ha chiesto di avvertire la madre. Bianca e Patrizia sono morte per asfissia, annegamento e vari traumi, lo ha stabilito l'esame effettuato dal medico legale. Christian Cassian Molnar è l'unico dei 3 amici ancora disperso. I vigili del fuoco stanno scandagliando il fiume da diversi giorni. Si cerca ancora Christian, con la speranza possa essere vivo. Speranza chiaramente, guardando in faccia la realtà,
flebile ma ancora esistente. I familiari straziati, autorità e i tanti cittadini ieri nella camera ardente aperta per le 2 giovani vittime, Bianca e Patrizia, sono state vestite da sposa secondo la tradizione del loro paese di origine. Oggi, dopo un momento di preghiera, le salme partiranno per la Romania, dove si terranno i funerali. Proseguono ancora, come abbiamo detto, le ricerche di Christian. Andiamo a collegarci con la sala operativa della polizia locale prima di cambiare argomento leggendo il quotidiano Il Piccolo. Andiamo dunque invece ad apprendere quali sono le eventuali segnalazioni nella giornata odierna in compagnia dell'assistente scelto della polizia locale Marco Cernecca. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Come si presenta la giornata di oggi? La giornata, inizialmente il traffico è molto scarso, sulla rete viaria non c'è nessun tipo di problematica, anche la notte è passata tranquilla, non abbiamo registrato sinistri, solo interventi di routine, diciamo. Per questa mattina è invece prevista la festa della Fondazione dei Carabinieri, per cui ricordo che in via Mercato Vecchio vigono i divieti di sosta con rimozione dalle ore 7:30 sul lato del Palazzo della Regione, per cui i veicoli verranno rimossi, chi ha parcheggiato lì veda magari di spostare il veicolo. E ricordo ancora che nella giornata odierna sono previste, come ieri e come sarà anche domani, delle riprese per un documentario under Trieste che si svolgono in varie zone della città, per cui ci sarà una troupe che girerà con cavalletti e altri strumenti, insomma, per le riprese. Interessano più che altro la zona della città, zona centrale della città, diciamo la zona centrale. Ok. E altre cose non avrei da dirvi al momento di interessante o che sia inerente alla viabilità. Bene, grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie altrettanto, buona giornata anche a voi. Grazie. Andiamo avanti con il quotidiano Il Piccolo. L'esposto di Meloni all'antimafia, allarme sui flussi di migranti. La denuncia di frodi sulle richieste di lavoro apre un nuovo fronte con De Luca perché la Campania risulta la più coinvolta. La Premier al governatore campano dice bullismo da insicurezza. Sappiamo come fra i due non corra buon sangue, anche la battuta di Giorgia Meloni al governatore della Campania De Luca nei giorni scorsi, quando si è trovata a Caivano, poi all'inaugurazione di un centro sportivo, con quella stretta di mano condita dalle parole anche dure di Giorgia Meloni, hanno poi fatto un po' il giro nei commenti nei palazzi istituzionali e non solo, della riprova che proprio tra Meloni e De Luca non ci sia un buon rapporto. Patto dell'Unione Europea rovinato, servono modifiche, l'obiettivo di Fitto, questa è la dichiarazione ripresa dal quotidiano. Caccia alle truffe da nord a sud, sotto indagine il Click Day, inchieste, arresti, frodi e truffe. Il sistema delle false assunzioni dei migranti, eludendo il decreto flussi, sembra essere radicato in quella parte dell'imprenditoria troppo spesso collusa o facente parte proprio del sistema criminale. Così in Puglia, in Campania, in Calabria, ma anche al nord, si moltiplicano i fascicoli di indagine sulle frodi che consentono ai datori di lavoro di incassare illecitamente sulla pelle di migranti con il sogno di ottenere un permesso di soggiorno. Un fenomeno denunciato dalla stessa Premier, ma sul quale da tempo è posta l'attenzione delle procure, compresa quella di Napoli, il capoluogo dove sarebbe stato registrato il maggior numero di richieste per il nulla osta nello scorso Click Day. La stessa Direzione Nazionale Antimafia precisa che il proprio compito è quello di impulso e coordinamento di indagini delle procure distrettuali che stanno già indagando sul fenomeno. Si tratta di numeri abnormi che da tempo portano investigatori e inquirenti, soprattutto del sud Italia, dalla Puglia alla Calabria, a guidare operazioni e indagini nei confronti di datori di lavoro fin troppo zelanti nel promettere regolarizzazione ai lavoratori extracomunitari, senza però mai completare queste richieste.
Ancora politica, Calderone per Fratelli d'Italia, Cooperlo con il Partito Democratico nel finale di campagna elettorale. Il ministro del lavoro domani a Udine, un evento Dem per provincia, il Movimento 5 Stelle proietta il tour di Conte, chiusure separate per i 3 candidati regionali del Carroccio. Questi gli ultimi colpi della campagna per le europee, visto che si vota sabato e poi si voterà anche domenica, e quindi anche la presenza e il passaggio di determinati segretari nazionali o leader di partito si concentrano in particolare negli ultimi giorni. Ieri c'era Bonelli a Trieste, leader dei Verdi, che ha parlato con la stampa. Bonelli e gli eurocandidati di Alleanza Verdi e Sinistra, giustizia sociale e ambientale, ha ribadito dalla sede del CNULP in mezzo a Ojan e Giorgi, i 2 candidati, come detto, di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni europee. Serve una politica energetica comune per l'Unione Europea, 5 domande, un'Europa, la seconda nella lista del Partito Democratico Corrado, anche lei in passaggio a Trieste per le elezioni europee. Andiamo alle crisi internazionali. Biden gela Netanyahu in guerra per il potere. Al Time il presidente statunitense rivela il disaccordo sul destino di Gaza dopo il conflitto. Il leader israeliano atteso a Washington. Non voglio commentare, ma ci sono tutti gli elementi per trarre questa conclusione, ha detto Joe Biden, guardando ai motivi di questo proseguio della guerra e il pugno duro che ha Netanyahu nei confronti di Hamas. Pugno duro anche sui migranti, varata una stretta negli Stati Uniti, il presidente Al-Zaitoni attacca il rivale puntando sui suoi temi, poi lo accusa frontalmente. Trump è un criminale e non merita la presidenza. E anche in questo caso le scintille non mancano tra Biden e Trump per la corsa alla Casa Bianca. Hamas frena, niente accordo senza tregua definitiva, sarebbero morti 43 dei 120 ostaggi in mano a Gaza. Hamas insiste, senza la fine della guerra a Gaza e il ritiro dell'esercito israeliano non ci sarà alcun accordo. A pochi giorni dall'annuncio della roadmap delineata dal presidente americano Biden, nuvole tornano ad addensarsi sui negoziati tra la fazione palestinese e Israele, chiudendo almeno in apparenza sugli spiragli e gelando le aspettative delle ore passate. Questo nonostante le pressioni dei mediatori per chiudere il cerchio. Il rappresentante di Hamas, Osama Hamdan, ha fatto sapere da Beirut che la proposta di Israele non risponde alla fine della guerra e al ritiro da Gaza e non è coerente con i principi stabiliti da Biden. Senza una posizione chiara da parte di Israele per preparare la fine definitiva del conflitto e il ritiro dalla striscia non ci sarà un accordo, ha insistito, una posizione che appare una delle risposte chiare invocate dal Qatar sia da parte di Hamas che di Israele. Il portavoce del ministro degli esteri di Doha, Majed al-Ansari, aveva infatti detto che i colloqui stavano continuando, in particolare sulla fine della guerra. Poi, riferendosi alle posizioni discordanti in seno all'esecutivo israeliano, aveva osservato che il Qatar è in attesa di una chiara posizione israeliana che rifletta l'intero governo. Sami Abu Zuri, altro esponente di Hamas, ha denunciato che non è la fazione islamica a ostacolare l'intesa. Intanto, secondo l'IDF, sono morti 43 dei 120 ostaggi ancora in mano ad Hamas a Gaza. La situazione al confine con il Libano precipita ogni giorno di più, mentre nella striscia, al 242esimo giorno di guerra, le vittime palestinesi, secondo Hamas, sono oltre 35.000. Queste le crisi che però si riflettono anche nell'altro scenario di guerra, quello tra Russia e Ucraina. Nell'arco di 2 o 3 anni Mosca minaccerà la NATO. Oslo lancia l'allarme: per ricostruire le forze ci metterà meno del previsto. Sale la tensione con Parigi, Putin avverte la Francia: colpiremo gli istruttori. Sunak in TV, il duello disperato con Starmer in Gran Bretagna. Politica interna del Regno Unito, Modi vince ma perde voti, gli indiani lo hanno punito, governerà per la 3ª volta ma crolla il suo consenso testa a testa con l'opposizione. Le elezioni più ampie del mondo in quello che è il paese più popoloso del mondo al momento, ovvero l'India. Noi andiamo in pubblicità, proseguiremo con la rassegna stampa dopo l'intervallo, a tra poco.
Torniamo in diretta con Sveglia Trieste per guardare il quotidiano Il Piccolo, che tratta le tematiche legate al porto, un nuovo binario per il Molo VII, affidate a Rete Ferrovie Italiane alla breve costruzione, opere da 7 milioni per il collegamento con la stazione di Campomarzio. Il porto di Trieste si appresta a dotarsi di un collegamento ferroviario diretto fra il Molo VII e la stazione di Campomarzio. Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato ieri l'appalto da oltre 7 milioni di euro per la galleria artificiale a binario unico elettrificato che snellirà le operazioni di manovra all'interno del porto. E il museo ferroviario attende una data di conclusione dei lavori. Nelle vicinanze, infatti, ancora le impalcature sulla stazione di Campomarzio. I lavori sono in corso per rimettere a posto quel sito. Inaugurata la linea Trieste-Monfalcone, dalla magia della costa ai cantieri navali. È il primo viaggio solo le autorità dal punto più a nord del Mediterraneo. Il Delfino Verde riparte verso il capoluogo. E dunque le immagini anche poi del Brindisi, che è stato fatto ieri proprio per l'inaugurazione del servizio. Altre due natanti sulle rotte marittime, 3 milioni da Roma, sulla Trieste Grado e sulla Aquileia Grado Lignano, con la motonave Audace in servizio sulla Trieste Grado, che arricchisce il trasporto marittimo che collega Trieste alle località regionali. Esami e visite, via libera al piano tagli attese e il provvedimento approvato dal governo Meloni. Il ministro Schillaci dice lavoro frutto di un confronto molto serrato. La piattaforma nazionale della banca dati dalla Genas, e poi si rafforza il sistema di prenotazioni con le regole del CUP del 2025. Il tetto sarà eliminato. L'articolo 5 della normativa porta a superamento del tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario. Ora viene alzato dal 10 al 15% del fondo sanitario per le regioni che le chiedono, ma dal 2025 il tetto sarà eliminato. Ma allo stato attuale delle cose non è chiaro come si finanzierà la possibilità di fare più assunzioni. Passi in avanti molto significativi, tutti saranno chiamati a maggiori responsabilità, ha detto la Premier Meloni. Un decreto legge a 5 giorni dal voto è solo fuffa elettorale, il nodo vero è quello delle risorse, invece, ha detto la deputata friulana del Partito Democratico Deborah Serracchiani. Medici e infermieri, i numeri della carenza, a firma di Marco Panara, che fa il punto sulle principali esigenze del sistema sanitario regionale. Quest'estate con i dipendenti in ferie i nostri ospedali, i buchi di personale saranno più evidenti. Superlavoro e salari inadeguati, ecco perché trovare professionisti in Italia è sempre più complicato. C'è un'analisi piuttosto accurata della situazione in questo articolo. Morta a 109 anni la più anziana donna croata, Mara Kujundžić in Gabelica, ne avrebbe compiuti 110 a settembre, la notorietà nel 2020 con il vaccino contro il Covid-19. Dal nuovo asilo al bilinguismo, Triklo fa tappa a Fiume e Abbazia, l'ambasciatore italiano in Croazia, invece un centro ludico sportivo da realizzare a Pola, cantieri al via entro l'anno, qui una veduta di Pola in un'immagine d'archivio con l'arena in Bella Vista. L'università, un ITS contro il cancro, l'iniziativa dedicata alla prevenzione tra ricerca e curiosità, venerdì 7 l'iniziativa per informare i giovani sul tema della malattia tramite ricercatori ed esperti di Ateneo, Asuggi, Fondazione AIRC e l'ILT. Saranno gli studenti a interrogare i relatori dell'evento e chiarire i dubbi su come affrontare la lotta ai tumori. Sarà anche un'occasione per fare il punto sulle attività di studio svolte nei laboratori, dai robot alla genetica in ambito oncologico, e di questo si occuperà l'Università di Trieste. Competenze, adattabilità, il coraggio di mettersi in gioco. La laureata che si racconta, laureata in economia e gestione aziendale. Generali, gruppo San Donato, al via una rete di 100 cliniche, l'accordo tra Polizza e Salute, dalla partnership fra il gruppo triestino e il primo gruppo sanitario italiano, già 10 strutture attive in Lombardia, entro il 2030 sarà raggiunto anche il nord-est. Accanto leggiamo Ulisse e Biomed, i soci approvano il bilancio 2023, in rosso di 4,79 milioni di euro. Finiti Investment lancia il terzo fondo per le piccole e medie imprese Italia, finanza e sostegno all'economia, in foto Mauro Sbroggiò. E poi computer vision e droni sulle navi, Fincantieri entra nell'era dell'intelligenza artificiale, accordo con l'italiana Igenius fondata da Julian Sciarca, così ridefiniamo gli standard della produzione nei cantieri.
In foto l'amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgero e poi una veduta dei cantieri di Monfalcone. Leggiamo poi: forte rilancio del turismo in Friuli Venezia Giulia, superato il 1 milione di presenze. Al Local Meet Forum organizzato da Destination Italia a Gorizia, Antonio Paoletti della Camera di Commercio della Venezia Giulia ha anticipato gli eventi in vista di Go 2025. Fidi a farmaceutici, accordo con Sanofi, obiettivo 540 milioni, l'acquisizione in Francia. Varsila, firma dell'accordo a rischio slittamento, manca ancora il piano sulle attività che resteranno a Bagnoli, fondamentale per chiudere entro fine mese. La doccia gelata del 14 luglio 2022, poi i potenziali interessati che sono usciti di scena e la svolta MSC e i vagoni ferroviari. Queste le prime 3 tappe, le 3 tappe più importanti della vicenda Varsila dal luglio del 2022 con la decisione del trasferimento in Finlandia della sede produttiva, poi all'avvicinamento di realtà come Mitsubishi e Ansaldo Energia fino al 20 marzo scorso, quando la svolta è data dall'interessamento di MSC sul sito di Bagnoli della Rosandra. Da capire come gestire l'eventuale allungamento dei tempi, parliamo di 600 lavoratori coinvolti, dicono i sindacati. Fondamentale è la chiusura entro fine mese dell'accordo. Per concludere con la sottoscrizione serve quel dossier, la data entro cui farlo resta il 30 giugno, ha detto l'assessore al lavoro Alessia Rosolen. Vita felice in città, ok Trento e Trieste, va male Taranto, nord e sud lontani. Il livello medio di soddisfazione in Italia si attesta all'80%, ma sulla sanità e i trasporti le differenze restano alte. Questa è la rilevazione Istat della Commissione europea sulla vivibilità delle città. Poi in breve automotive, incentivi già esauriti, la sorpresa di Tavares e la protesta dei taxi, il governo tratta sospeso lo sciopero. Andiamo a leggere poi nelle pagine successive i commenti di Zatterin e di Bellarosa, il primo da Meloni a Zaia, eroi statunitensi del D-Day, accanto invece quel campo largo fra il Papa e Benigni. Ancora con le notizie, ma spostandoci a Trieste, i pronto soccorso intasati, una guida per smistare i pazienti in ambulatorio. Professionisti di medicina generale Asugi, nuovo iter per sgravare le corsie, i casi urgenti da trattare non in emergenza saranno indirizzati agli specialisti. Ieri infatti al primo pomeriggio c'è stata una conferenza che ha fatto proprio luce su quelle che sono le modalità, le novità, fra l'altro, con le modalità di cura dei pazienti, smistandoli da quello che è l'accesso, talvolta considerato improprio, al pronto soccorso, a un sistema che invece sgraverà le corsie per i casi urgenti da trattare, non in emergenza, che saranno dunque indirizzati direttamente agli specialisti. Vediamo di più. La prima guida triestina per evitare il passaggio al pronto soccorso attraverso una gestione più oculata delle visite urgenti specialistiche indirizzata ai medici di assistenza primaria. L'obiettivo più importante è quello di avere dei percorsi che erano già in atto, ma averne conoscenza con dei numeri di reperibilità, in modo tale da poter garantire ai nostri pazienti gli accessi urgenti senza doverli mandare in pronto soccorso. Sono tutti percorsi che c'erano già, che noi abbiamo sostanzialmente messo in vademecum e che ci danno una grossa possibilità di lavoro di questo tipo. Il vademecum ai percorsi sanitari più appropriati si basa sulle più moderne evidenze scientifiche e sulle potenzialità delle strutture nell'attuale organizzazione di Asugi e nasce proprio con l'obiettivo di migliorare l'assistenza ai cittadini in caso di urgenza medica, come ad esempio un'emorragia all'occhio, un ascesso da incidere, un aggravamento della funzione renale. Il paziente non è quindi in pericolo immediato di vita, ma deve essere curato al più presto. Secondo la nuova procedura, dopo essersi recato dal suo medico di medicina generale e ottenuto così un'impegnativa per la visita specialistica urgente, potrà andare direttamente dal medico specialista, oculista, chirurgo, nefrologo, evitando così di recarsi al pronto soccorso. Nasce dall'idea appunto di unire, parlandosi un po' di più, tra la medicina generale, quindi il territorio, e il pronto soccorso. Da una serie di incontri mensili che abbiamo fatto abbiamo visto la necessità di mettere insieme dei percorsi già esistenti in un documento da poi far girare ai colleghi della medicina generale, del territorio, così
affinché riescano a capire i percorsi già esistenti e quindi di fatto il paziente mandarlo direttamente in un ambulatorio dedicato piuttosto di passare per il pronto soccorso. Indubbiamente questi percorsi a cui abbiamo pensato e collaborato con i medici in medicina generale snelliscono abbastanza i percorsi urgenti degli pazienti inviati dai medici curanti in pronto soccorso. Di fatto l'idea nasce da un aspetto molto pratico, perché questi pazienti con in mano un'impegnativa del medico curante per una prestazione specialistica urgente venivano di fatto nel 90% dei casi gestiti dal pronto soccorso e pertanto intasavano, ovvero sovraffogliavano il pronto soccorso in modo del tutto inutile. Andiamo avanti col piccolo, nuovi casi di febbre dengue, o dengue che è meglio pronunciare, disinfestazione in 3 zone, la coppia rientrata da un viaggio in Colombia è ricoverata all'ospedale Maggiore. Alle 19 il primo intervento, larvicida, chiusure a Chiarbo, alla Ponziana e Costalunga, ma nel servizio di Marco Stabile facciamo meglio il punto anche sulle zone di interesse, perché ieri è stata emessa un'ordinanza dal Comune di Trieste che circoscrive la zona di intervento. Vediamo. Altri 2 casi di dengue a Trieste. Il ricovero di una coppia rientrata a Trieste dalla Colombia all'ospedale di Cattinara ha fatto salire a 4 i casi nelle ultime 2 settimane nel capoluogo giuliano. Quelli precedenti riguardavano una 13enne ricoverata al Burlo e un uomo adulto, anche lui rientrato dall'estero. Sono stati rilevati altri 2 casi di dengue, non sono autoctoni, quindi non c'è pericolo per la popolazione in generale, perché si tratta di una coppia in rientro dalla Colombia che ha manifestato sintomi febbrili, quindi sono acceduti in pronto soccorso, sono stati fatti gli esami e è stata quindi rilevata la presenza di questa malattia infettiva. Il Dipartimento di Prevenzione ha già informato il Comune, il Sindaco, la Regione. Ecco, si tratta quindi di italiani che sono rientrati da questo viaggio all'estero? Sì, in realtà è una coppia, è un compagno e una compagna, e la signora è italo-colombiana e il marito italiano, e quindi erano in Colombia, sono rientrati con i sintomi. I tecnici di Asugi hanno già effettuato il sopralluogo nella zona di residenza delle persone affette dal virus nel rione di Sant'Anna, un monitoraggio che ha evidenziato la presenza di zanzare anche nelle aree cimiteriali limitrofe. Ecco perché, a seguito dell'ordinanza del sindaco, a partire dalle 19 di domani, 5 giugno, nel raggio di 200 metri dall'abitazione dei contagiati, verrà effettuato il trattamento larvicida e a seguire dalle 21:30 quello adulticida. L'intervento avverrà in un'area circoscritta fra via Costalunga e via dell'Istria e le limitrofe Fonte Oppia, Caldana, Naldini e Bazzarini. Sì, si tratta di una procedura di profilassi, quindi disinfestazione dell'area circostante. Ripeto, non c'è un link epidemiologico, cioè questa malattia, questa infezione non è stata presa in Trieste in loco, ma appunto all'estero in Colombia. Di origine virale, la dengue è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta appunto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra persone. Il virus circola nel sangue del malato per 2-7 giorni ed è in questo periodo che la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. Da poco è anche disponibile un vaccino indicato per i viaggiatori che si recano in zone endemiche per la dengue. Leggiamo il piccolo andando a leggere le altre notizie. Tra i sintomi mialgia e nausea, evitare le zanzare. Questi sono i primi consigli, le prescrizioni date proprio per evitare problematiche legate a questo contagio. Cronaca, coltella un ragazzo, poi scappa e minaccia col sangue una donna. Il doppio fendente di un giovane straniero in piazza Oberdan dopo un diverbio avvenuto sui social, 2 pugnalate che potevano uccidere così all'improvviso in piazza Oberdan in pieno pomeriggio, e tra i passanti e l'aggressore un giovane albanese, sembra 18enne, che dopo aver accoltellato un coetaneo tunisino fugge sporco di sangue verso piazza Libertà, terrorizzando una signora in auto ferma al semaforo all'altezza della PAM all'incrocio con via Pauliana. Mi ha guardato con odio e ha fatto una croce con il sangue sul vetro della mia auto, racconterà lei poi sotto shock. Ancora violenza, ancora ragazzini di mezzo. La striscia di sangue stavolta porta dunque in piazza Oberdan. Sono le 4:50 quando il 118 e le forze dell'ordine ricevono una chiamata per un giovane con 2 ferite al braccio, comunque non gravi. In pochi istanti piombano sul posto l'ambulanza, l'automedico, una pattuglia della polizia, 2 dei carabinieri
gli investigatori della questura in Borghese, scene che la città vede ormai con frequenza. La situazione appare presto chiara e grazie al racconto della fidanzata della giovane vittima, che ha visto tutto, si svela anche in tutta la sua assurda drammaticità. La coltellata sarebbe stata causata da un diverbio avvenuto sui social. Su Instagram la ragazza, una 17enne, avrebbe pubblicato una storia con un messaggio di solidarietà, spero che Dio ti aiuti, sostiene di aver scritto, dedicato a un amico detenuto in carcere a causa di una vicenda collegata a un altro accoltellamento. La storia, così almeno ha riferito la minorenne, avrebbe innescato una sorta di discussione tra il suo ragazzo, il 19enne tunisino, e il giovane albanese, perché quest'ultimo, sempre nei commenti, avrebbe rivelato di essere lui l'autore di quell'accoltellamento compiuto con un complice. Il retroscena porta a galla uno spaccato allarmante sui discorsi via social e sulle questioni in ballo tra questi ragazzini o bande di ragazzini, discorsi che denotano il livello di violenza che caratterizza le loro relazioni abituali e che girare armati appare come qualcosa di normale, lo si è visto in analoghi episodi recenti. Ma la questione non è finita lì, l'albanese ieri, poco prima delle 5 di pomeriggio, si è presentato in piazza Oberdan, vicino a un bar, con l'intenzione di farla pagare al tunisino, e dalle parole i due sono passati presto alle mani. L'albanese ha estratto il coltello, l'altro, per difendersi, gli ha lanciato addosso le sedie del locale. Quando ormai la situazione sembrava calma, l'albanese ha nuovamente tirato fuori l'arma, scagliandosi di corsa sul tunisino per sferrargli 2 fendenti al braccio, non gravi fortunatamente. L'aggressore è scappato sporco di sangue, perché forse si è ferito pure lui con quella lama. E qui la vicenda registra una svolta inattesa. L'albanese prende la direzione di Piazza Libertà. Una signora triestina, in quel momento a bordo della sua auto, nota l'individuo davanti al semaforo all'atto della PAM. Se ne accorge perché è sporco di sangue. Lui si rende conto di essere visto e che, con uno sguardo minaccioso, con il sangue disegna una croce sul vetro della vettura. Poi imbocca via Pauliana e quindi via Udine. All'altezza del centro diurno e del dormitorio, per i senza tetto, le gocce di sangue si interrompono. La signora ha fornito una descrizione dell'individuo. Circa 18 anni, biondo, cappuccio nero. Ieri i carabinieri hanno passato al setaccio la via, controllando anche il dormitorio. Gli investigatori delle volanti hanno continuato le ricerche in altre zone. È possibile che l'albanese sia montato a bordo di un'auto di un complice, facendo poi perdere le proprie tracce. Questa è la ricostruzione di Giampaolo Sarti su questo ennesimo episodio di sangue avvenuto ieri. L'incontro scuola con l'ICS e i migranti, lettera di 90 docenti, svevo inclusiva dopo la polemica sull'iniziativa rivolta agli studenti delle medie. Picchiato in via Ghega, fermato un 20enne, ancora alcune zone buie, la vicenda che si è verificata ieri pomeriggio attorno alle 5 in via Ghega, un 70enne preso a menate in faccia da un giovane. Perché lo ha fatto? Un'aggressione al momento priva di spiegazioni, se non quella tanto assurda quanto ingiustificabile di voler fare del male a caso. Il 70enne è stato picchiato in strada, sul posto, oltre all'ambulanza del 118, anche la polizia di Stato, e per un momento il caso si è intrecciato con quello più grave dell'accoltellamento in piazza Oberdan. Stessa ora, quasi stessa zona, poche decine di metri di distanza. In realtà poi i due fatti si sono rivelati essere slegati. Barriera di Scoglia Barcola, la pineta è senza drenaggio, entro inizio ottobre saranno posizionati i massi sul lungomare Benedetto Croce, dove prosegue la riqualificazione. I ristagni sotto gli alberi non sono di facile risoluzione. La Commissione approva il ripristino del muro crollato al bivio di Miramare, ancora niente tuffi e topolini, serve il servizio di salvataggio. Questo si evince dalla ricostruzione del piccolo di oggi, con il sopralluogo di ieri della commissione consigliare competente, la quarta, che ha fatto il punto anche con l'assessore Lodi e i dirigenti del comune sui lavori di ripristino del litorale barcolano. In via Locchi, 2 piani per lo sport, così decolla la cittadella di Summer. Arrivano 2 olimpioniche per battezzare la struttura, la madrina Gran Bassi affiancata da Pirozzi. Domani a mezzogiorno l'inaugurazione, nel pomeriggio visita l'impianto dalle 15 alle 19 e quindi sarà domani il grande giorno dell'apertura di Trieste Campus, che si vedrà in tutta la sua veste. Petrarchiadi e classi quinte all'insegna di Barbie, la tradizione, e qui una bella foto aerea degli studenti, tante studentesse in particolare, per le Petrarchiadi. Rio Fugnan, siamo a Muggia, è strada a rischio crollo, sono mozzatori nella foce proprio di Muggia, l'intervento nella cavità per capire la gravità del cedimento e affrontare i lavori da almeno 600.000 euro.
finito del mirino di Goletta Verde, da 13 anni quel punto inquinato vicino a Muggia, o meglio proprio nel comune di Muggia. Torna la formazione per sub professionisti, a Trieste sono 101, ma cresce la richiesta, 7 i nuovi allievi che hanno trovato subito impiego in ditte locali. Il nostro è un mestiere particolare fatto di tante piccole sfumature. Orto sinergico asgonico per bimbi, disabili e anziani, inaugurata dal centro educazione speciale, una nuova area attrezzata anche con le panchine. La cura delle piante è un modo per coinvolgere la comunità. Dalla regione sono stati stanziati 5.000 euro. I progressisti di Cosmina, non affini Skabar e la Slovenska, il centro-sinistra alle elezioni, Tognoni a Morrupino, più sanità e sicurezza nelle ultime battute di campagna elettorale. Il convegno Lande chiama gli esperti a affrontare il ruolo dell'Unione Europea davanti al voto di sabato e domenica. Un giardino nell'ex Maddalena, verde che sopravvive, un piccolo giardino nello spazio dell'ex Maddalena, ritratto dal lettore Fabio Venturin. La raccolta del fieno nei campi, la tradizione senza tempo, che viene poi rimbalzata anche dalle segnalazioni del piccolo. In Piazza Verdi la festa per i 210 anni dell'Arma. Oggi in tutta Italia l'Arma dei Carabinieri festeggerà 210 anni, l'anniversario della propria fondazione. A Trieste la ricorrenza verrà celebrata in una cerimonia che alle 10 in Piazza Verdi, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. La fondazione dell'Arma risale al 13 luglio del 1814, quando il re Vittorio Emanuele costituì i Carabinieri Reali, un corpo di militari con una duplice veste: la difesa dello Stato in qualità di forza armata e la difesa dei cittadini come forza di polizia. Intanto il trofeo Trieste, la corsa della Napoleonica, qui uno scatto con i corridori impegnati. Andiamo poi alle notizie che riguardano lo sport. Trieste in trasferta e regina con il successo su Cantù, fa l'impresa e sogna davvero. Metà partita perfetta dei biancorossi avanti di 14 all'intervallo, nel terzo quarto attacco statico e rimonta Brianzola, poi la riscossa vincendo 65-72. Domani gara 2, sempre in trasferta per quanto riguarda Trieste, quindi la prima gara l'ha vinta, domani gara 2, poi gara 3 si giocherà a Trieste lunedì sera. Filloy è l'allenatore in campo, Reyes a 20 minuti ma di gran qualità. Nelle pagelle dei biancorossi solo Bossi è insufficiente, bene tutti gli altri protagonisti della partita di ieri. Intanto calcio, Serie C, Menti sold out per la sfida nella finale con la Carraresi, il Vicenza si gioca un posto per la Serie B e al Menti di Vicenza si sta registrando il tutto esaurito. Coach Christian, torniamo al basket, nel dopogara la chiave è aver mantenuto calma e controllo, ha detto l'allenatore della squadra di Trieste, ieri vittoriosa, e quindi in vista anche della gara di domani. Sugli spalti di Desio anche Stefano Tonut e Legovic nel listone, due civili dalesi per quanto riguarda la nazionale. Stefano Tonut abbracciato da Mario Ghiacci in questa foto ripresa dal piccolo. La nazionale senza bomber, l'Italia crea poco nell'amichevole ieri contro la Turchia di Montella, finisce senza gol. Applausi dal pubblico per il rientro di Fagioli dopo la squalifica per scommesse, applaudito anche Orsolini e Calafiori, che ieri giocavano nello stadio praticamente di casa, il Dallara di Bologna, questa amichevole contro la Turchia. Orsolini è partito dal primo minuto, Calafiori è entrato nel secondo tempo, sono stati tanti cambi che hanno riguardato l'Italia, non c'era Scamacca, che però ritroveremo probabilmente nelle prossime uscite degli azzurri. Ricordiamo che tra poco cominciano gli europei di calcio. L'Italia esordirà contro l'Albania nella sua prima gara del girone, un girone piuttosto particolare, piuttosto difficile, quello che riguarda l'Italia. La pallanuoto Trieste sceglie il tecnico Maurizio Mirarchi, valorizzerò i nostri giovani. Sa destreggiarsi perfettamente tra squadre maschili, femminili e giovanili, ha maturato esperienze in gran parte dello stivale, dedito all'acqua clorata, Campania, Sicilia, Liguria e Lazio. La maturità sarà indiscutibilmente l'arma in più della prossima squadra maschile della pallanuoto Trieste, affidata alla guida del nuovo allenatore Maurizio Mirarchi, nato a Petronà in provincia di Catanzaro il 6 aprile del 61. Mirarchi è stato scelto dalla dirigenza labardata per sostituire Daniele Bettini,
Allo staff del presidente Enrico Savara è piaciuta molto la salvezza conquistata nella massima serie con una giovanissima Astra Roma, giocatori nati tutti negli anni 2000 al di fuori di 2 soli veterani. Quando si è prospettata la possibilità di venire alla Pallanuoto Trieste, afferma il neo allenatore Alabardato, ho accettato senza esitazioni. Ho affrontato questa squadra tante volte da avversario e mi ha sempre ben impressionato. La società è senza dubbio una delle migliori nel panorama, attenta ai dettagli, in pochi anni si è ritagliata uno spazio importante, sfiorando anche una finale scudetto. Ci attende un progetto di lunga scadenza, prosegue Mirarchi. L'obiettivo sarà quello di arrivare il più in alto possibile, cercando allo stesso tempo di valorizzare gli atleti del vivaio, autentico valore aggiunto per qualsiasi club che guarda in prospettiva. Porterò la mia mentalità, conclude Mirarchi, un prediligo, una pallanuoto aggressiva, dinamica, fatta di ritmi alti e velocità nella transizione. Così le parole del nuovo allenatore della Pallanuoto Trieste. Sinner numero 1. Per la prima volta nella storia un italiano sale sul tetto del mondo, ragazzo con un'anima nobile che sarà capace di mantenersi limpida. Questo è il profilo che viene tracciato per chi insomma non dovesse conoscerlo, ha dato prova di sé Yannick Sinner, anche del ragazzo che è al di fuori dell'ottimo tennista, ha realizzato un sogno, in semifinale troverà Alcaraz nel torneo maschile del Roland Garros nella terra rossa di Francia. Problema al menisco, Djokovic si ritira e lascia via libera al norvegese Ruud. Queste le notizie sportive che si concludono dunque con il tennis. Noi dobbiamo invece concludere la rassegna stampa andando in pubblicità. Ci rivediamo tra poco, apriremo la finestra sul panorama europeo con Federica Sabati, candidata con Azione Siamo Europei. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Federica Sabati, candidata alle elezioni europee con Azione Siamo Europei. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno. Si è alle battute finali di questa campagna per le europee, poi ricordiamo che vanno al voto anche diversi comuni in Italia, nella provincia di Trieste, Morupino, Sgonico e San Doligo della Valle. Vanno al voto, invece Muggia, Trieste, Duino e Risina saranno nei prossimi anni. Tornando alle europee, innanzitutto le faccio una domanda più open. Che campagna europea ha vissuto lei o ha visto anche dal suo punto d'osservazione sui toni, sui temi, anche sull'interesse della gente a curiosare quelli che sono i programmi, a capire su quali argomenti ci si batte? Come l'ha vista, come l'ha vissuta in questo momento? Ma è stata una campagna, io ho girato parecchio in tutta la circoscrizione, che è molto ampia, perché ricordo che si vota qua, no? Triveneto e anche Emilia Romagna, quindi Trentino Alto Adige, cioè quindi veramente spaziosissima, e i temi e i territori sono abbastanza diversi, no? Cioè ci sono comunanze, però c'è tanta diversità. Un tratto comune, io direi purtroppo, è stato quello che ho vissuto dappertutto, e cioè che c'è poca attenzione all'Europa, a temi veramente europei, cioè si parla tanto purtroppo si parla tanto di temi anche ininfluenti, anche di cronaca, così, di costume, ma si parla poco di quali scelte avremo nella prossima legislatura europea che andranno ad incidere poi sulla nostra vita, perché alla fine noi in Italia, ma non penso che sia neanche troppo solo italiano questo problema, si dice sempre l'Europa ha fatto, l'Europa ha detto, l'Europa ci impone, noi abbiamo fatto e invece siamo noi che siamo in Europa, quindi dovrebbe interessarci molto di più. Quindi questa è stata una cosa che ho notato un po' dappertutto. Purtroppo siamo riusciti noi abbiamo tentato ovviamente di portare l'Europa e il dibattito europeo nelle piazze, anche nelle scuole, perché ci sono stati anche dei dibattiti organizzati dalle organizzazioni studentesche piuttosto che dai movimenti europeisti, per capire un po' più l'Europa. Quindi questo è stato un dato, secondo me che non è tanto positivo, perché l'Europa incide tantissimo sulla nostra vita. Basti pensare che il 70% della legislazione nazionale, cioè delle leggi che passiamo qua,
viene direttamente da una legge europea. Quindi dovremmo capire che è molto più interessante parlare di quello che andremo a fare in Europa piuttosto che solo di quello che andremo a fare o al Parlamento a Roma o anche a livello regionale, locale, perché anche quello che succede sul locale deriva alla fine da quello che è stato deciso a livello europeo. Basti pensare, abbiamo parlato di case green molto sui giornali, là si parla di una direttiva europea che però ha impatto sulle nostre case, sul nostro potere d'acquisto, sulla nostra possibilità, no, di investire su tecnologie avanzate o meno, o semplicemente anche di pagare le nostre bollette dell'energia. Quindi questo è, io lo continuo a dire, l'Europa è importante, le scelte che facciamo per le persone che poi andiamo a mandare in Europa contano, e quindi vorrei vedere un'affluenza alle urne al prossimo weekend alta. Vedremo, questo è uno dei dati che più si attende, anche per in qualche modo paragonarlo alle ultime elezioni a vari livelli tra regionali e le ultime, insomma, politiche di 2 anni fa, per capire se c'è stata un'inversione di atteggiamento da parte degli elettori che si sono avvicinati o meno, come detto, a più livelli, perché come ha detto lei Sabati, da un lato si vota per i comuni, poi per le regioni, poi per le politiche nazionali e quindi anche le europee, e forse alcuni temi sono più sentiti, altri no, però se già dal sindaco, per le elezioni del sindaco, che dovrebbe essere quella realtà più vissuta e vicina al cittadino, almeno a Trieste siamo arrivati attorno al 50%, c'è il serio rischio che anche l'affluenza per le europee non sia così appetibile, insomma così alta. Vedremo, bisognerà aspettare fondamentalmente lunedì per capirlo. Io invito anche voi giornalisti, perché penso che avete un ruolo veramente fondamentale nel raccontare l'Europa e non metterla, no, come questione di politica estera, perché appunto è molto vicina a noi in realtà, e quindi mi piacerebbe invitarvi a Bruxelles durante la prossima legislatura. Ben volentieri. Andiamo ad ascoltare una telefonata, poi avremo il collegamento con il collega Umberto Bosazzi. Buongiorno, chi è in linea? Buongiorno Nevio. Buongiorno Nevio, prego. Chiedo scusa, prima non ho sentito bene il servizio. Io abito in via una traversale di via Campanelle e ho sentito la storia del dengue, volevo sapere cosa succede in queste zone. Ci sarà questa sera una disinfestazione, la zona è stata circoscritta da un'ordinanza del comune di Trieste, adesso vediamo se riesco a indicarla, più che altro c'è una mappa con un... adesso lo apriamo dal sito del comune di Trieste. C'è una mappa che con un cerchio raffigura proprio l'area di intervento. Appena sarà a disposizione la manderò a video, un attimo di pazienza. Nel frattempo colgo l'occasione per andare dal collega Umberto Bosazzi, anche perché così velocizziamo collegamenti e telefonate. Buongiorno Umberto. Buongiorno Bernardo, buongiorno alla tua ospite, buongiorno ai telespettatori. Facciamo un brevissimo collegamento da San Giacomo per annunciare un appuntamento per domani, perché San Giacomo si sta preparando alle commemorazioni del bombardamento del 10 giugno del 1944, un bombardamento molto pesante, ancora molto sentito da chi lo ha vissuto. Il comitato Danilo Dolci per domani alle ore 19 organizza qui davanti alla chiesa di San Giacomo un incontro pubblico per stabilire un pochettino come dovrà svolgersi il 10 giugno, quindi lunedì della prossima settimana, come dovrà svolgersi la piccola cerimonia che commemorerà appunto quella data, cerimonia che si svolgerà alle ore 17 sempre in campo San Giacomo lunedì 10 giugno. Domani alle ore 19 appuntamento per proporre idee, valutazioni eccetera. Già che ci siamo abbiamo raccolto anche la breve lamentela di un nostro telespettatore, adesso io mi sposto in modo che il nostro Enzo Iannacone riesca ad inquadrare meglio, e c'è una certa, c'è un certo malumore qua in zona
ne discutevamo anche giovedì scorso che venimmo qui per un altro collegamento con un altro telespettatore per questi lavori che sono stati eseguiti sulla pavimentazione della piazza. Ci fanno notare questi, adesso non so se il termine è corretto, questi rammendi che non piacciono e sono anche esteticamente evidenti, devo dire la verità, nonché ancora la presenza di una transenna proprio davanti a noi per segnalare ancora un buco, diciamo così, nella pavimentazione. Adesso se vi faccio vedere un po' meglio assieme ad Enzo l'immagine di questi rammendi, ed oggettivamente non è che siano splendidi, ecco, per dire la verità. Potete vedere, si vede chiaramente che è un altro tipo di pietra, insomma, che alla gente non piace, e quindi noi, siccome un telespettatore prima che incominciasse il nostro collegamento ce lo ha segnalato, abbiamo raccolto appunto questa segnalazione. Io direi, Bernardo, che possiamo chiudere qui questo brevissimo collegamento flash, ricordando ancora una volta, perché è una data di quelle che si tende a dimenticare, 10 giugno alle ore 17 qui in Campo San Giacomo la commemorazione del bombardamento del 1944, domani alle ore 19 appuntamento per stabilire assieme al Comitato per la Pace Danilo Dolci come si svolgerà, come potrebbe svolgersi questa commemorazione. Grazie Umberto, a risentirci più tardi, grazie a te Enzo Iannacone. Poi ci arriviamo anche alle questioni legate alla guerra, perché fra i punti del programma di Azione Siamo Europei c'è un'attenzione particolare a cosa sta accadendo nel mondo. Andiamo però prima a sentire chi è ancora in linea con noi, poi facciamo vedere la mappa della disinfestazione di questa sera a causa dengue. Buongiorno. Buongiorno dottor Gullotti. Prego, ci dica. Buongiorno anche alla sua ospite di Azione. Senta, io vi ho scritto una lunga mail che ritengo anche originale, ma comunque non la riprendo interamente, le dico in poche parole. Allora, mi fermo, sono preoccupato di fronte al fatto appunto della guerra ucraina, diciamo in Ucraina, perché diciamo anche sia con queste minacce, diciamo da parte di Macron eccetera, anche altri, no? Di mandare delle truppe, sia avendo colpito diciamo degli obiettivi importanti in territorio russo, così diciamo anche Medvedev, che è un diciamo della sicurezza della Russia, dice boh, così non va bene, noi reagiremo, e Putin sta sperimentando delle ordigni nucleari. Dopodiché, come volevo ancora aggiungere, c'è quell'altra situazione in Medio Oriente che sappiamo non è per niente tranquilla, e io Netanyahu non deve essere per niente appoggiato, anche secondo il mio punto di vista. Del resto c'è diciamo per finale diciamo solo questo di fatto di Trump, che a me per quanto riguarda la sua spolverderia poi sa anche mi in qualche modo convince. Ho parlato un po' in fretta, ma ok, va bene, ora ne parliamo, grazie. Grazie Prelaz. La guerra, dicevamo prima, lo ha ripetuto anche questo telespettatore, bisogna avere la volontà di finire questa guerra. Mi sembra che da un lato Putin e dall'altro Netanyahu non è che ne abbiano proprio manifestato una gran voglia, o sbaglio? No, esatto, e questo è comunque il primo punto, no? Per passare da una situazione di conflitto alla pace, cioè la prima cosa bisogna che in questo caso c'è un chiaro aggressore, perché questo è stata un'aggressione di Putin verso l'Ucraina, quindi bisogna la prima cosa che ci sia abbastanza pressione su di lui e sulla Russia, perciò che lui decida che vale più smettere di attaccare e cercare un compromesso di pace che porti alla pace, piuttosto che continuare a bombardare l'Ucraina. Ora, questa è una situazione, ma anche noi ovviamente come Europa abbiamo un ruolo, e registriamo che siamo la prima volta dopo tanti anni, non 70 perché la guerra l'abbiamo vista anche in questi ultimi 70 anni proprio alle nostre porte qua in Jugoslavia, però diciamo che un conflitto così forte ai nostri confini ad est è la prima volta che lo vediamo, con una minaccia che è reale, e quindi anche noi come Europa dobbiamo cambiare proprio un po', no? il modo di pensare quello che abbiamo fatto fino adesso, dobbiamo prepararci e quindi dobbiamo avere una politica estera comune
E poi di difesa comune. Perché comune? Perché da soli come Italia cosa vogliamo fare? Difenderci contro un'eventuale Russia, da soli, così piccoli che siamo? Cioè ci vuole veramente concordare con tutti gli altri paesi dell'Europa e avere un approccio comune di politica estera e quindi di politica di difesa comune. Quanto è difficile però mettere d'accordo 27 Stati membri quando poi l'Ungheria se ne va da una parte, l'altro paese se ne va dall'altra, ognuno guarda il proprio confine, chi mette un blocco per non far entrare, chi erge muri, poi chi invece chiede di abbatterli. Cioè, mi sembra che sia una specie di come dire, riunione di condominio dove non sono tutti d'accordo. Ma questo del condominio è un'ottima immagine, e infatti l'Europa deve proprio passare da una serie di condomini litigiosi a un gruppo di persone che capiscono che è meglio lavorare insieme che non andare tutti quanti divisi, cioè ce le insegnano anche alle scuole elementari che l'unione fa la forza, quindi è un concetto che bisogna effettivamente affrontare, bisogna affermare. Ora però bisogna anche dire che non siamo sempre molto litigiosi su tutto come Europa, come paesi europei, ce li abbiamo tantissimi punti di convergenza su tante cose. Rimangono alcuni temi in cui siamo ancora divisi, ma per esempio proprio sull'approccio verso l'Ucraina siamo stati, direi, quasi sempre molto, molto coesi, ecco, eccetto qualche giochetto, io chiamo giochetto, purtroppo non è un giochetto ma è una cosa seria, di veti messi da alcuni paesi, tipicamente dall'Ungheria di Orban, proprio sul tema degli aiuti all'Ucraina. Il processo decisionale in Europa è complesso, però per i temi in particolare di politica estera c'è questo processo del voto all'unanimità, cioè su questi temi qua tutti i paesi dell'Europa devono dire sì perché qualcosa passi. Se ce n'è anche uno che dice di no, allora il processo si blocca. Ed è così che ha fatto Putin. Proprio nei mesi scorsi ha deciso di bloccare un pacchetto di aiuti finanziari all'Ucraina. Per cosa? Per poter ricevere più fondi europei che erano stati parzialmente bloccati perché l'Ungheria non rispetta lo Stato di diritto e i diritti nel suo paese. E quindi lui ha posto il veto da una parte per poter avere dei soldi dall'altra. Una sorta di ricatto. Una specie di ricatto, però non possiamo mica andare avanti così, soprattutto nel momento in cui dobbiamo decidere che cosa fare nel momento che noi abbiamo un aggressore alle porte. Quindi questo è anche un punto che noi proponiamo nel nostro programma, di passare, di superare questo blocco del voto all'unanimità per questi temi e passare a una maggioranza qualificata, che vuol dire una maggioranza di stati qualificata dal numero della popolazione, cioè dalla taglia, diciamo, della popolazione di questi paesi, in modo tale che non sia tipo Cipro, Malta, Lussemburgo e paesi piccoli che possono bloccare una cosa, ma deve esserci anche la popolazione. Questo è un punto molto importante proprio oggi, che ci troviamo di fronte a queste sfide anche all'esterno molto molto impattanti. Allora, ancora una telefonata, poi torniamo su questi argomenti. Buongiorno. Sì, buongiorno Nino. Buongiorno. Nino, prego. La saluto anche la signora. Buongiorno. Brevemente volevo allora lei ha parlato come ultimo che bisogna essere uniti, no, in Europa. Dunque, già alle votazioni, che ho un brutto ritorno comunque, mi scusi. No, noi la sentiamo. Va bene, praticamente a queste ultime elezioni non è che si presentano 3 partiti, ci sono vari partiti. Lei per esempio, che è di Azione, non so di dove, con chi poi si alleerà in Europa? Questa è una domanda, perché uno che va al seggio si trova 7-8 simboli, però questi simboli non sanno dove andranno. Questo è uno. Si parla di Europa. Io sono nato quando c'era l'Italia, non c'era l'Europa. A scuola ti insegnavano qual era la situazione del futuro dell'Europa. Quando a un dato punto un signore che si chiama Prodi ci ha detto: noi entriamo nell'Europa, entriamo nell'euro, lavorerete un giorno di meno e prenderemo di più. Siamo più poveri, lavoriamo di più. Allora che Europa è questa? Cioè, voglio dire, quanti soldi dà l'Italia all'Europa e quanti soldi dà l'Europa all'Italia? Questa è una domanda che bisogna fare. Inutile dire noi europei, noi europei, noi europei. Prima di tutto noi siamo italiani.
che dobbiamo fare l'interesse dell'Italia, ma qua vedo che i partiti non lo fanno, mi dispiace. Lei si sente europeista, va bene, d'accordo, però l'Europa sta sbagliando. Io la voto a lei, va al Parlamento e mi vota la von der Leyen che io non l'ho votata. Quindi come funziona l'Europa? Okay. Andiamo avanti così e siamo proprio veramente con le pezze sui piedi. Buongiorno. Grazie Nino. Sabati. Sì, allora noi di Azione apparteniamo alla famiglia europea dei liberali, che mentre ci sta, mentre per fare un po' l'escurso, quindi noi andremo nel gruppo liberale che si chiama Renew Europe, che è di solito il terzo o quarto gruppo per taglia, però è un gruppo molto influente perché è quello che alla fine è spesso per tanti dossier è riuscito a decidere da che parte va un provvedimento, una legge. La von der Leyen invece è del Partito Popolare Europeo. In Italia il partito italiano di sua appartenenza, diciamo, è quello di Forza Italia. Chi sostiene la von der Leyen? Ovviamente in Italia Forza Italia, ma anche adesso vedremo che si sta muovendo anche la stessa Giorgia Meloni per sostenere di nuovo la presidenza della von der Leyen. Ora, per me questo è un errore, perché tutte le politiche che sono state fatte negli ultimi 5 anni, fatte male, parlo del Green Deal, parlo sotto il Green Deal ci stanno tante cose, la famosa casa green, eccetera, eccetera. Diesel. Esatto, diciamo il blocco, il divieto del motore a combustione al 2035, senza un'alternativa e senza vedere quali sono gli impatti economici per le nostre industrie, per le nostre città, eccetera. Quindi magari con obiettivi magari condivisibili, ma non con modi nei quali sono stati fatti. Ecco, tutta questa cosa qua è stata fatta da von der Leyen. Ora sia Giorgia Meloni che Forza Italia, la Lega non ho capito che cosa dice, il Partito Democratico, tutti questi qua comunque sono contenti di sostenere la commissione di von der Leyen. Ora io trovo che se tu, e poi però la criticano, allora se tu critichi qualcosa almeno devi agire di conseguenza, e questo secondo me sarà un problema. Però siccome alla fine, una volta che li abbiamo votati, queste persone vanno in Europa e ci dimentichiamo un po' di loro, e loro fanno le cose dopo accusando altri vagamente, qua si perde di vista che cosa è successo e ritorniamo alla situazione di prima. E poi un'altra cosa volevo dire sul fatto di essere europeisti o italiani. Sì. Cioè, francamente, ma non c'è contraddizione. Io sono italiana, tra l'altro sono nata e cresciuta a Trieste, mi chiedeva il telespettatore, io sono triestina, adesso vivo a Bruxelles da qualche tempo, un compagno tedesco, quindi diciamo un po' europea comunque lo sono, ma anche mia mamma che è triestina, è nata a Trieste, vissuta a Trieste, è triestina europea. Mio padre la stessa cosa, cioè non è che c'è una dicotomia, una differenza, siamo tutti in Europa e abbiamo degli interessi comuni, anche se siamo diversi dai francesi e dai tedeschi. Ci sono tanti interessi comuni, fra cui quello di difenderci insieme rispetto alla guerra, o anche quello di difendere le nostre imprese come Europa. E guardate che le nostre imprese non sono mica solo italiane. Alle nostre imprese, se tu gli dici meno Europa, questi qua ti guardano così, sei matto. Io ho i miei clienti che partono dal Veneto, vanno su fino all'Austria, la Germania, la Francia, cosa meno Europa? Quindi stiamo attenti a non pensare che le cose siano diverse, siamo uno anche se siamo diversi e abbiamo l'interesse a restare uniti proprio per avere una taglia più grossa. Poi avrò 2 domande su questo. Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Daniela. Prego, devo far vedere la mappa. ospite, se possibile. Allora, la guerra in Ucraina, si parlava di guerra, io mi riallaccio a quello che parlavate prima, no? Sì. Biden adesso ha detto di sì alle armi per colpire la Russia. Sì. Praticamente io penso che andando avanti con questo tenore, diciamo,
non è che miglioriamo la situazione, anche perché da come parlavano all'inizio sembrava che la Russia doveva cadere dopo 3-6 mesi e così non è stato, infatti la guerra sta andando avanti. Anche come ha detto la sua ospite, tutti in Europa assieme per difendersi meglio. Io penso che possiamo metterci quanto vogliamo tutti assieme, ma la Russia non la sconfiggeremo mai. Io penso che solo questo che stanno facendo ora porti solo un'escalation e mi chiedo, forse non è il caso di fermarsi o di ragionare in un altro modo? Perché non la vedo per niente bene, neanche per noi italiani. Perciò penso che l'Europa, io europeista per queste leggi che ha messo adesso ultimamente, non voglio parlare nella von der Leyen, di Draghi, le case green, tutto quello che praticamente ci vogliono imporre, anche se loro non possono legiferare, ma naturalmente danno delle direttive che noi dobbiamo rispettare. Cioè io non vedo perché gli italiani dovrebbero essere d'accordo, e non parlo per gli altri, io parlo per gli italiani, dopo tutto questo che si vede che l'Europa sta facendo. Cioè mi sembra totalmente assurdo come discorso e quello che mi preoccupa di più è che se andiamo avanti così arriveremo alla terza guerra mondiale. Vi ringrazio, buongiorno. Grazie. Sabatti. Sì. Qui in questa guerra dove la fornitura continua di armi a sostegno dell'Ucraina non ha portato alla fine del conflitto, diciamo che se dovessimo prendere lo scenario opposto, cioè nessuno aiuta l'Ucraina, probabilmente oggi sarebbe già stata la bandiera russa in buona parte dei territori. Sì, e qual è il prossimo stato su cui la Russia mette Andiamo avanti geograficamente, la Polonia. Andiamo avanti geograficamente, andiamo avanti giù, non lo so, in Moldova, in Romania, oppure su, in Lettonia, Estonia, poi arriviamo in Finlandia, poi scendiamo giù. Ma guardate che dire no, è meglio che l'Ucraina si arrenda, perché questo è quello che tanta gente dice, è meglio che ci si arrenda, che così finisce la guerra e c'è la pace. Questo non succederà, perché Putin ha dimostrato già nel 2014, invadendo la Crimea, che questo è la sua strategia, no? Una bandierina qua, poi una un po' più grande, e fra poco arriva da noi, quindi rendiamoci conto che quando si dice vogliamo la pace si costruisce. E la prima cosa da fare in questo momento è fare in modo che Putin decida che non vale la pena continuare a bombardare. E come lo fai? Cercando di dissuaderlo. E come lo fai per dissuadere? Continuare a difendere, a aiutare l'Ucraina a difendersi. Perché loro non stanno mica difendendo solo loro stessi, stanno difendendo noi, i nostri confini, perché, ripeto, il prossimo bandierina sarà da noi. Allora la vogliamo anche noi, la guerra qua, vogliamo anche noi mandare i nostri ragazzi, o ci va bene forse che c'è qualcun altro che ci sta difendendo adesso e noi gli finanziamo le munizioni, tutta questa roba qua. Quindi attenzione a questo. E ultimo dato che vorrei dire, proprio ultimamente sono usciti dei dati che mostrano quanto la difesa sia molto più costosa economicamente che l'attacco, quindi ma tipo di 60 volte, cioè la Russia spende 1 per attaccare l'Ucraina e l'Ucraina per difendersi spende 60, cioè è veramente molto, molto costosa la difesa. Quindi stiamo attenti a dire tanto è meglio la pace, è meglio che si smetta di aiutare l'Ucraina, perché questi qua la prossima volta arrivano a casa nostra e io francamente non me li voglio vedere a casa nostra. Dobbiamo dare pubblicità, anticipiamo di 1 minuto, poi sentiremo la telefonata che è in attesa, andremo avanti con diverse domande, io me ne sto segnando tutte anche se non ho tempo di poterle fare, vedremo se nella prossima mezz'ora sarò in grado. Ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta, sono le 8.35 di mercoledì 5 giugno in compagnia di Federica Sabatti, candidata alle elezioni europee con Azione. Siamo europei, sentiamo la telefonata, poi vediamo se riuscirò a fare una delle mie 3 per adesso domande. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì. Dottor Gulotta, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Sì. Guardi, sarebbe veramente cosa onesta se i politici prima di venire in televisione si informassero esattamente cos'è Trieste. Quello che vi leggerò adesso è legge della Repubblica Italiana, non sono invenzioni mie, è legge, è l'allegato 6 del Trattato di Pace all'articolo 24, relazioni con l'estero.
Il territorio libero può essere o divenire firmatario di convenzioni internazionali e avanti. Al quarto comma, l'unione economica o vincoli di carattere esclusivo con qualsiasi Stato sono incompatibili con lo statuto del territorio libero. Questa è legge della Repubblica Italiana. La disonestà di tutti, e mi dispiace dirlo, parlo politicamente, non parlo personalmente, la disonestà di tutti i politici che si presentano è una cosa vergognosa, perché il territorio libero è legge della Repubblica Italiana e non onorano la Repubblica Italiana violando la legge e la Costituzione, primo comma dell'articolo 10 della Costituzione. E non possono mettersi davanti il dito e dire io non so, devono altri a decidere. No, ognuno di noi, anche se non è politico, è tenuto a dire quando c'è una illegalità, è tenuto a dire, è un'etica, è una morale. Grazie, aspetto una risposta. Una buona giornata a tutti voi. Grazie. Sabati vuole commentare? Come commentiamo? Siamo comunque parte dell'Unione Europea, non ci sono parte integrante, fondatori dell'Unione Europea, quindi ecco, secondo me bisogna avere una visione un po' più di insieme, le due cose non stanno in piedi assieme. Io intanto mi chiedo scusa, ma mi ero dimenticato di far vedere la mappa della disinfestazione della dengue che avrà luogo questa sera, attorno alle 19:30. Questa è l'area, chi chiamava prima chiamava da Campanelle, la via delle Campanelle è qua in alto, vediamo se riesco a zoomarla un attimo, interessata in questo tratto del cerchio verde che vedete, quindi diciamo in minima parte, maggiormente via Costalunga, via Bazzarini, in parte via Carnaro, dico in parte perché comunque via Carnaro è grande viabilità e diciamo che lì insistono meno aree di passaggio pedonale o aree residenziali, è più una strada e quindi anche lì ci sarà un passaggio, ma al netto di questo credo che sia come dire marginale. Ma via della Caldana e via dell'Istria, sicuramente via Naldini sono invece inserite in questa mappa della disinfestazione di questa sera. Le faccio una domanda perché altrimenti chiudo la trasmissione che ho fatto solo da giocoliere. L'allargamento dell'Unione Europea, si parla dell'allargamento, gli stati dei Balcani in particolare, secondo lei bisogna andare avanti in maniera così spedita per arricchire il numero degli stati dell'Unione Europea? Oppure è bene in qualche modo meditarle questi nuovi ingressi? Perché se da un lato alcuni paesi hanno gola di far parte di un'unione più forte rispetto al singolo Stato che può non avere quel peso specifico dal punto di vista economico, politico, diplomatico, eccetera, dall'altro però l'Unione Europea, se si porta all'interno un nuovo Stato, deve fare anche i conti sul fatto che quello Stato può avere visioni differenti su molte tematiche e se rimane il diritto di veto siamo un po' punti a capo. Esatto, sì. Già a 27 è difficile prendere decisioni, infatti abbiamo preso prendiamo decisioni che poi vengono appunto bloccate, non in tutte le materie, quello del veto e soprattutto su politica estera e di tassazione, però è vero che i meccanismi che abbiamo per prendere decisioni, non solo questo ma in generale, sono fatti per un'Europa non a 27 stati ma molto di meno, quindi c'è bisogno di integrare, di migliorare, di snellire, di rendere più fluido il processo decisionale e anche prima di allargare a tutti quanti. Rispetto però a quello che diceva, cioè che altri stati hanno magari livelli diversi di, non so, come dire, sono diversi dal punto di vista economico dell'istituzione eccetera, rispetto a quello che siamo in Europa, c'è un processo che prevede proprio quello dell'allargamento, cioè c'è il famoso acquis communautaire che è tutta una serie di step
e quindi anche di leggi che il paese che fa domanda per entrare in Europa deve ottemperare, quindi quello è un processo ed è un processo importante sul quale non possiamo far sconti o prendere scorciatoie, perché sennò appunto ci ritroviamo ad avere tutta una serie di paesi che non c'entrano uno con l'altro e quindi questo blocca ancora di più il processo. Ultimo punto per me molto interessante è che ricordiamoci che noi in Europa siamo riusciti ad avere comunque creare un'area di benessere, di giustizia sociale, di livello anche economico invidiabile, tanto è vero che tutti quanti appunto nuovi stati intorno all'Unione Europea stanno venendo, quindi quando si parla solo, e questo penso che sia importante ricordarci, quando si parla sempre male dell'Europa no, non è solo così, cioè se no non ci sarebbero tutti questi stati che vogliono entrare a far parte di questo grande gruppo economico e che sta pian piano diventando anche un gruppo politico. Non ci siamo per niente ancora, siamo ancora il famoso nano politico e il gigante economico, però attenzione che ci ha dato veramente benessere stare insieme con tutti questi altri stati nell'Unione Europea. Le leggo un commento che è arrivato via mail e poi vado alla telefonata. Patrizia scrive: vorrei anch'io una forte affluenza al voto per le europee per dare un forte messaggio a chi c'è stato fino ad oggi a governare male. La mia speranza è che la sinistra europea vada a casa, altrimenti questi continueranno a fare leggi ideologiche senza nessun rapporto con la realtà dei cittadini. Chi ha votato la legge Green in Europa per l'Italia, tanti punti di domanda. Quindi diciamo c'è anche l'interesse da parte di qualcuno, non solo attenzione che non è la sinistra europea, perché la sinistra europea era il secondo gruppo, queste politiche hanno un nome e un cognome, sono Ursula von der Leyen come primo nome, il secondo è Timmermans che era il commissario europeo dei socialisti, ma la prima è espressione della destra europea, attenzione, cioè i conservatori, i democristiani, questa è stata la commissione di adesso, non la sinistra. No, la sinistra. E io non sono di sinistra, quindi no, però bisogna anche stare attenti a capire a chi è veramente responsabile. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Paolo da Muggia. Prego. Volevo puntualizzare due cose. 2 settimane fa, fuori dalla stazione Termini di Roma, è successo un desio. 5 volanti sono arrivate per via che con questa baraccopoli che c'è fuori, lì è veramente un disastro. E dopo volevo dire ancora una cosa, Tajani aveva detto che voleva portare dentro la Serbia in Europa, ma la Serbia è molto vicina alla Russia, di conseguenza bisogna stare molto attenti. Io non so come può parlare in una condizione di causa di questo genere qui, non riesco a capire proprio. Vuol dire portarsi a casa dentro la Russia con la Serbia. Ok, ne parliamo adesso, grazie. Beh, quello della Serbia è forse fra i paesi dei Balcani uno dei paesi più come dire, difficili come rapporto Europa e Russia, perché sappiamo che la Serbia ha comunque dei rapporti di un certo tipo con la Russia di Putin, sebbene si trovi nell'area centro-oriente europea, l'area dei Balcani. Insomma, senza girarci troppo attorno, contornata poi da paesi come la Slovenia, la Croazia, dico nell'area balcanica, la Macedonia, la Bosnia-Herzegovina, poi c'è il nodo del Kosovo. È un terreno che un po' storicamente è sempre stato delicato. Se poi si va a frammentare anche come uno è vicino all'Occidente, uno è vicino all'Oriente, poi il processo di integrazione ci avevano provato con la Jugoslavia, non è andato neanche così bene, mi pare di ricordare, la storia ci insegna qualcosa, e mettere assieme sotto lo stesso cappello di nuovo tutti questi paesi può produrre anche dei problemi. Sicuramente il discorso che facevamo prima, cioè l'allargamento, quando si parla di allargamento si parla proprio di questi paesi qua. Bisogna ricordare che questi paesi sono già all'interno di un'altra cosa che si chiama Consiglio d'Europa, che non ha niente a che vedere con, diciamo, è un'anticamera dell'Unione Europea, cioè un'altra istituzione che sta di base a Strasburgo, che non è un'istituzione che non è il Parlamento Europeo, sta a Strasburgo, che è un'assemblea dove i parlamentari nazionali vanno, quindi i parlamentari nostri e anche di tutti quelli dei paesi dell'Unione Europea, ma anche dei paesi
tipo i Balcani per esempio, fino alla Russia, che per il momento è stata sospesa, però è diciamo un'anticamera dell'Unione Europea, nel senso che i parlamentari vanno là e discutono di vari temi, da come gestire l'economia, all'innovazione, ai diritti, alla cultura. E questo si è voluto creare ancora prima dell'Unione Europea proprio per far lavorare questi paesi insieme e far conoscere quelli che sono i valori e promuovere i valori che poi sono usciti come base dell'Unione Europea. Quindi secondo me quello rimane un passaggio necessario, no, per arrivare a vedere se effettivamente e quando questi paesi possono essere pronti ad entrare, ma ripeto, bisogna comunque anche noi come Unione Europea fare i compiti a casa e lavorare sui nostri processi decisionali, eccetera, quello di cui dicevamo anche prima. Una mail dice: ho letto su internet che i componenti della Commissione Europea sono 35.000. Monfalcone, 35.000, no, un po' di meno forse. Questi qua come vengono pagati e quanto costano? Sono i rappresentanti dei 27 Stati membri? Sono decisamente di meno. Allora, i commissari europei sarebbero come i ministri, se volete, esatto. E ogni Stato membro ne manda forse tutto uno. Ciò che gira attorno. Forse parlava dei funzionari, come funzionari pubblici, come quelli dell'amministrazione pubblica. Adesso non mi ricordo il numero esatto, se 35.000 quanti sono, però i funzionari, che sono quindi degli impiegati, degli dipendenti, sì. Sono tantissimi, ma sono molto di meno rispetto a quella che è l'amministrazione pubblica di uno Stato membro, ricordiamoci questo, e vengono pagati da una percentuale del budget di ogni paese europeo, che quindi mette insieme e costituisce le risorse. Certo. No? Quindi, però ricordiamoci che l'amministrazione pubblica italiana è più piccola e più grande, no? I funzionari sono più numerosi rispetto a quelli che si occupano poi di redigere, di aiutare a fare queste leggi europee. Dunque, altra telefonata, buongiorno. Silvia. Sì. Io volevo esprimere tutta la mia soddisfazione per lo sbotto che ha avuto Calenda ieri sera, di martedì, sì, perché finalmente ha detto proprio dalla pancia quello che andava detto da molto tempo, nel senso che i post-fascisti, che non hanno nemmeno il coraggio, il fegato di dirsi, anche perché se si dicessero fascisti penso che non potrebbero farlo, ecco, è fuori legge, ma Calenda ieri ha avuto uno sfogo e ha detto proprio basta, perché qua non si può parlare di problemi, di cose concrete, finché c'è un cretino che va in piazza a parlare di decima massa e compagnia bella, ma l'ha detto proprio dallo stomaco, come andava detto, volevo dire, Calenda, io non ti voto perché su altre cose non condivido, ma francamente ieri eri tutti noi proprio, perché non se ne può più, perché una destra normale in Italia non c'è, una destra liberale che si spogli dal fascismo non ce l'abbiamo purtroppo, e io questo mi chiedo, dove sono i veri liberali, perché questo che abbiamo adesso è tutto meno che libertà, meno che liberalità, non c'è. Non abbiamo altro che dei cretini che vanno a parlare di razzismo, di cose che sono fuori tempo, fuori luogo. Grazie Calenda, veramente, grazie. Arrivederci, buongiorno. Grazie signora Silvia, ma sui cretini tutti, ok, si accetta come licenza di sfogo politico, però insomma va anche dato rispetto a chi magari nella massa si distingue per serietà. Poi è difficile trovare oggi appeal politico da parte dei cittadini, e ci sta ed è comprensibile, perché ognuno affronta nella propria quotidianità tanti piccoli problemi e poi vede che ci si litiga in Parlamento lasciandosi le bottigliette d'acqua e uno dice ma cos'è sta roba? Esatto, e quindi va bene, e ci sta e va assolutamente bene. Esatto. C'è chi anche lavora bene, perché va detto, insomma, in tutte le categorie, non voglio difendere la politica, non assolutamente. Sì, ma io penso che lo tutte le categorie c'è. Lo sbotto è anche la frustrazione di, per un mese e mezzo, viste le europee, di cercare di parlare di temi che ci andranno a impattare, senza poi arrivare fra 5 anni che tutti dicono ma
questo, che ne so, devo fare questo e l'Europa me lo impone, per evitare di fare quello parliamo di sti benedetti temi, parliamo di com'è che avremmo dovuto fare quella delle case green piuttosto che l'auto del futuro. E invece ci troviamo soltanto in un dibattito in cui uno ti dice che te sei fascista, l'altro che è comunista e finisce là, ma così dove andiamo sinceramente? Quindi c'è questa frustrazione che poi viene fuori e che ti porta poi a disaffezionarsi verso la politica e poi al discorso che facevamo prima che nessuno va più a votare. E te credo, se il dibattito è così appiattito, come non vai si parla dei temi. Dopo lo facciamo, Sabatti. Andiamo da Umberto Bosazzi che si trova questo secondo collegamento all'interno dell'ospedale di Cattinara per un evento. Buongiorno. Buongiorno Bernardo, siamo come hai detto tu davanti all'ingresso dell'aula Montalcini dell'ospedale di Cattinara, l'aula magna, dove tra un po' inizierà il convegno voluto da Asugi in occasione della giornata mondiale dell'ambiente, un convegno a livello regionale dove verranno illustrate alcune delle buone pratiche che nel Friuli Venezia Giulia sono state attuate, sono state messe in piedi per favorire appunto il rispetto dell'ambiente. Ci saranno parecchi relatori, il convegno si tiene questa mattina e questo pomeriggio. Dopo i saluti delle autorità comincia appunto il dibattito. Fra i presenti ci sarà anche il dottor Davide De Blasio che è un divulgatore scientifico che diciamo è uno dei casi di, come si potrebbe dire, cervelli in rientro, nel senso si è laureato all'Università di Trieste, ha lavorato all'estero e poi adesso sta rientrando praticamente nel nostro paese. Io direi che eventualmente ci ricollegheremo quando avremo qualche ospite, perché come succede sempre con i convegni, l'orario di inizio dei convegni è puramente indicativo, quindi ci sentiamo più tardi. Bene, grazie Umberto Bosazzi. Le faccio una domanda, Sabatti, molto secca, anche per semplificare in base a determinate tematiche quelle che sono le idee di Azione Siamo Europei. I telespettatori che chiamano, la gente che ci ascolta, la gente che legge i giornali, dice: perché dovrei votare Azione Siamo Europei? Cosa mi propone su ciò che poi ha veramente impatto sulla mia vita, al netto di polemiche, chiozzotte fra destra e sinistra, sopra e sotto? Cosa propone Azione? Qual è la visione dell'Europa di Azione Siamo Europei? Allora, è una visione chiaramente di un'Europa più forte e unita per affrontare le sfide. Guerra, ne abbiamo parlato tanto, ma anche questa transizione energetica, che vuol dire case green, cioè come la facciamo questa transizione? La dobbiamo fare perché a tutti interessa, ed è il nostro interesse comune, avere l'aria pulita, avere i mari puliti. Quando andiamo qua a Trieste al bagno non è che vogliamo averci il petrolio che ti va dentro e ti lasci la gamba, cioè questo è un interesse nostro comune, però bisogna farlo bene, bisogna farlo pensando a quelli che sono gli impatti di quello che fai, ed è questo che noi stiamo criticando, quindi dell'amministrazione passata. Quindi noi offriamo una visione europeista perché pensiamo che sia meglio essere uniti, meglio per noi cittadini, meglio per le nostre imprese essere uniti e competere quindi come grosso blocco con Cina, India, Stati Uniti, piuttosto che come paesi stati-nazione. Più forti andiamo avanti, ma farlo con intelligenza. Quindi se dobbiamo fare una politica di sostenibilità dobbiamo vedere che sia sostenibile ambientale, ma sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale, perché chi lo paga il Green Deal? Gli studi di impatto economico sono stati fatti, cosa ci dicono? Chi è responsabile? Chi la paga? I fondi pubblici ci sono, abbiamo visto che il super bonus per esempio è stato un enorme flop che ha generato tra l'altro zero come investimento, non è stato un moltiplicatore di niente e ha permesso soltanto permettetemi, le persone, i gruppi familiari più abbienti di farsi delle ristrutturazioni alle loro case
mentre quelli che invece non arrivano a fine mese rimangono là continuando a pagare bollette dell'energia molto alte. Quindi la visione è, da una parte, uniti si va avanti, disuniti si torna indietro, e allo stesso tempo però facciamolo con competenza, andando là e studiando veramente le cose, e non a colpi di slogan, e neanche arrivando alla fine del processo e votando no, perché questo non serve a niente. Se facciamo così abbiamo lasciato tutto il processo di quelli che scrivono la legge a degli altri, e invece noi dobbiamo andare là con la consapevolezza che si possono fare le cose studiando, parlando anche le lingue, perché qua non hai sempre vicino a te l'interprete a Bruxelles, e quindi devi avere anche quelle competenze che ti servono per avere un impatto, perché è inutile andare là urlando cambieremo tutto se poi non hai impatto. Guarda che i gruppi dove andranno Fratelli d'Italia e Lega, per dire due di cui si parlava oggi anche con i telespettatori, sono due gruppi che andranno a influire molto poco e hanno influito molto poco nell'ultima legislatura, perché sono nei gruppi più piccoli agli estremi, stessa cosa per i partiti di tipo sinistra, libertà, quelle robe là, hanno influito molto poco perché in gruppi molto poco influenti. Il Movimento 5 Stelle manco c'aveva il gruppo, se non c'è il gruppo non ottieni neanche il dossier legislativo, cioè non tocchi palla. Allora chi decide sono i socialisti, i popolari, i liberali e i verdi, questi 4 gruppi qua. Allora vogliamo influire in Europa, e allora votiamo gente che vada a influire ma nei gruppi principali, e non quelli che ti dicono lo slogan e che poi alla fine non hanno nessun potere, perché questa è la realtà delle cose e poi ci lamentiamo. Ancora una telefonata per chiudere, buongiorno, metterò in cantina le mie 2 domande. Buongiorno. Prego. Pronto, mi sentite? Buongiorno a lei, buongiorno alle gentili ospiti e a tutti i telespettatori di Tele4. Brevemente e veloce. Allora, secondo me la gentile ospite ha detto alcune informazioni non complete, in quanto andare in Europa da parlamentare europeo vuol dire assolutamente essere ininfluenti, e questo l'ha dimostrato ad esempio la von der Leyen, che ha fatto contratti per miliardi con le vaccinazioni attraverso WhatsApp, sta finanziando una guerra in Ucraina con i nostri soldi, impippandone letteralmente del Parlamento europeo. E per di più un'altra cosa che volevo anche dire è che fondamentalmente questa Europa si porterà alla distruzione per un semplice motivo. Se noi guardiamo il famoso Green, allora non se ne parla che nel 2035, con le più importanti scadenze del Green che noi avremo qua in Europa, il 92% del petrolio mondiale sarà sotto l'influenza dei BRICS. Ed è questo che l'Europa vuole fare, vuole in questa maniera svincolarsi dall'influenza dei BRICS. Altra scelleratezza, perché il non comprare energia economica e voler imporre dell'energia più cara facendo macelleria sociale, questo non va bene. Pertanto l'unica soluzione è quella lì, effettivamente di staccarsi da questo cancro europeo e di dire, come dice un proverbio meridionale, è meglio il sbaglio mio che la ragione tua. Grazie, buongiorno. Prego Sabati, che l'ho vista piuttosto perplessa nell'ascoltare. Ma sì, telefonata. Perché sono a Bruxelles da 20 anni, ragazzi, dire che che il parlamentare europeo non ha influenza purtroppo non è vero, non è vero, cioè ce la può avere, però bisogna sapere tutte le cose che abbiamo detto, cioè ripeto, tutte le leggi che abbiamo qua in Italia derivano da là, quindi se ti lamenti che non c'hai qualcuno di influente è perché hai votato gente che sarà ininfluente, che non ti parla le lingue, che quindi non va là e non sa fare altro che cercarsi alla fine votare no su una cosa che altri hanno deciso. Quindi l'Europa veramente siamo noi e le persone che ci mandiamo. Chiaro che il processo legislativo è molto complesso, il parlamentare è una parte, l'altra parte è la Commissione europea, quindi i commissari che mandiamo là e quindi le politiche che loro decidono di fare, e il terzo sono gli Stati membri, il nostro governo. Guardate che tutta la roba che abbiamo adottato, case green, motore elettrico, l'ha votato, cioè è stata adottata con il nostro governo presente. No, sono co-legislatori, rendiamoci conto che non è un'altra roba l'Europa, è proprio questo, siamo proprio noi. Dobbiamo chiudere, grazie a Federica Sabati di Azione Siamo Europei che è stata con noi questa mattina, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi. Ci fermiamo per la pubblicità e torneremo tra poco.
Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, con noi il consigliere capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Alberto Polacco. Buongiorno a tutti. Buongiorno Polacco. Abbiamo una telefonata che in verità ereditiamo dai minuti precedenti, sentiamola ugualmente. Buongiorno. Buongiorno dottor Bernardo e l'amico consigliere Alberto Polacco. Buongiorno. Sì. Claudio, buongiorno. Buongiorno carissimi tutti e due. Intervengo per dire che oggi su Il Piccolo c'è un articolo sulla qualità della vita condotta dalla Commissione europea con il contributo dell'Istat e si evince che a Trieste si osservano percentuali molte alte della popolazione soddisfatta di vivere nella propria città. Poi, a proposito di sanità che mi sta molto a cuore, ne sono stato beneficiato. Abbiamo perso? C'è ancora? È caduta la linea. Richiami se vuole, così completa la domanda, mi pare che sia legittimo. Abbiamo Umberto Bosazzi con il direttore dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esontina, Antonio Poggiana, nell'ambito dell'evento di cui vi abbiamo dato conto poco fa. Sentiamo dunque l'intervista. Buongiorno Umberto, a te di nuovo. Dottor Poggiana, questo convegno inquadra alcune buone pratiche a livello regionale, ma non solo, è un convegno internazionale ed è un convegno soprattutto che guarda anche ai giovani. Sì, è un convegno in cui vogliamo far aumentare in tutti, soprattutto nei giovani, la consapevolezza di un utilizzo rispettoso dell'ambiente e di tutte le fonti energetiche. Quindi verranno affrontati tantissimi temi quali la biodiversità, l'utilizzo razionale dell'acqua e molte altre cose. C'è anche questo esperimento, questa operazione Green Surgery che anche Asugi ha organizzato, insomma, messo in piedi. Sì, è un progetto che è nato appunto dal nostro servizio di prevenzione e protezione in collaborazione con gli operatori delle sale operatorie. Si tratta semplicemente, sinteticamente, di una raccolta mirata, differenziata dei presidi, dei dispositivi, di tutto il materiale che viene utilizzato in sala operatoria che deve essere smaltito, una raccolta differenziata, e questo ci porta a un risparmio del 30% dei costi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie Umberto Bosazzi con il direttore Poggiana. Andiamo a sentire una telefonata, ormai conduce il lavoro. Buongiorno. Pronto? Buongiorno Gulo. Buongiorno a lei. Capito, mi scusi. Prego. Buongiorno a lei e a Polacco, Nivea. Sì. Allora, Polacco, mi rivolgo a lei perché è del stesso partito del nostro assessore regionale alla sanità. Adesso questo nuovo protocollo che hanno fatto oggi sui codici bianchi, sulle urgenze, non rida. Ecco. No. Allora, volevo chiedere una cosa. Io circa 2 mesi fa sono caduta, non rida nuovamente, a pelle d'orso giù dalle scale dentro casa mia. Ecco. Avevo la gamba gonfia, le dita distrutte, era come una bandiera della pace la mia gamba, e ho telefonato il giorno dopo al medico di base e mi ha detto le rilascio subito la richiesta per fare i raggi perché purtroppo bisogna vedere se è rotto o meno. Sono andata al CUP, sempre zoppicando e dolorante, all'ospedale Maggiore per poter fare l'appuntamento. Sulla richiesta era scritto da prenotare entro 4 giorni. Questa mi dà un appuntamento dopo 25. Guardi, detto, è scritto da prenotare dopo 4 giorni, sto male. E fa, allora vado al pronto soccorso. Torniamo a capo, Polacco. Io non avevo nessuna intenzione di andare al pronto soccorso. Infatti sono andata al servizio radiologico dell'ospedale Maggiore, ho chiesto ma non si possono fare i raggi? 10 minuti per un piede, Polacco, per capire se era rotto o meno e prendere quello che bisognava fare. Ha detto signora noi non possiamo. Allora sono andata da un radiologo privato e mi hanno detto signora oggi siamo pieni, domani venga e con pazienza senza
5 minuti che si liberi tra uno e l'altro un posto, glielo facciamo. Allora è inutile fare questi protocolli quando quelli che sono dietro al CUP, dietro gli sportelli, invece di guardare le persone, di ragionare con la testa, ragionano col computer. Questo non è possibile. Qualcuno, dopo la mia telefonata, che avevo già posto questo problema, ha telefonato e ha detto perché se c'era da mettere in gesso bisognava comunque andare al pronto soccorso. Allora la signora che ha telefonato non sa che le dita del piede non si mettono mai in gesso, si mettono dei grossi cerotti che tengono le dita unite, e questo potevo farlo anch'io. Conclusione, non era rotto, ho ancora il piede dolorante e gonfio, però ecco, il problema non è il cittadino e neanche i medici di base. È proprio la catena che va avanti e non risolve niente. Sì. Bisognerebbe proprio istruire queste persone che sono al CUP e lasciare libero anche qualche posticino ai raggi o altro per le urgenze, ecco, e così non si intaserebbero i pronto soccorsi. Grazie. Grazie, nessuno rideva, Nessuno rideva però, signora, magari specifichiamo questo anche per lei, per rispetto e di tutti i telespettatori. Se posso dire, certamente il suo, come altri, è un caso che non fa piacere, no? Sentire, evidentemente. Nel suo caso, con una sospetta frattura, ci sarebbe stato tutto l'accesso in pronto soccorso. Evidentemente questa è comunque una situazione in cui la persona deve essere, non è certo un pericolo di vita, ma deve essere, diciamo, curata tempestivamente, e questo rientra per esempio nel protocollo che ha annunciato oggi l'assessore Riccardi in tema di acuzie e non acuzie, per evitare quelle, giustamente dico, perché non era neanche più accettabile, quelle ore e ore interminabili passate nel caso in cui non si sia, fortunatamente, un caso di somma urgenza, e quindi l'indirizzo agli specialisti. Certamente c'è da lavorare su questo aspetto, soprattutto nell'ambito anche, dico, della medicina territoriale, del servizio di prenotazioni degli esami, perché questo è il grosso tema, gli esami specialistici, gli esami strumentali, quella che è l'attività di screening che in qualche modo deve essere un po' accelerata. Tra l'altro il governo ieri ha approvato con decreto legge, quindi cerchiamo di essere fiduciosi che questa situazione la riusciremo piano piano ad assorbire, nel senso che riusciremo ad accelerare i tempi di attesa che nella nostra regione sono un po' più ridotti, ma certamente io ho tante segnalazioni di persone che aspettano diversi mesi anche per fare un esame in pubblico, quindi questo è un percorso che assolutamente dobbiamo risolvere. Certamente non sarà dall'oggi al domani, ma l'inizio serio di questa riforma può portare soltanto che benefici. Tra l'altro il discorso della medicina territoriale, delle case della salute, il PNR, legate anche al PNRR, si individua proprio in questo, nella possibilità di avere più diciamo, luoghi dove effettuare gli esami strumentali, gli esami di screening anche col privato convenzionato, perché per noi non è un tabù questo discorso, e quindi poter avere delle risposte in tempi assolutamente ragionevoli. Giustamente, signora, parliamo della salute dei cittadini. Sentiamo un'altra telefonata prima della pubblicità delle 9:15. Buongiorno. Dottor Bernardo, non ho capito se è andata in onda la mia telefonata. Sì, in parte, signor Claudio. La ripeta perché a un certo punto è caduta la linea. Ah, ho capito. Sì, diciamo che intervengo per dire che oggi sul Piccolo c'è un articolo sulla qualità della vita condotto dalla Commissione europea con il contributo dell'Istat. A Trieste si osservano percentuali molto alte della popolazione soddisfatta di vivere nella propria città. Poi, come ha già risposto il consigliere polacco, a proposito di sanità, che mi sta molto a cuore, ne sono stato beneficiato, noto che a livello governativo ma anche locale si parla di abbattere le liste d'attesa, cosa assolutamente auspicabile, come anche per resto la telefonata della signora Nivea. Da ultimo, ma non ultimo, auguri al candidato sindaco di Moropino Fabio Tognoni, che guarda caso se eletto si propone più sanità e sicurezza.
A proposito di sicurezza, un plauso al questore Pietro Studi, a cui faccio i complimenti per la sua recente nomina a Commendatore della Repubblica. Grazie Polacco per le sue Grazie Claudio e buona giornata. Grazie. Beh, sulla sanità, diciamo, in qualche modo la domanda che ha fatto ora Claudio Visintin è data dalla risposta che lei ha fornito alla Diciamo che Nivea. il problema è molto complesso, perché noi, e qua c'è un deficit della medicina territoriale qualche volta, abbiamo degli accessi anche inutili in pronto soccorso. Questo è un aspetto che dobbiamo contrastare attraverso la medicina cosiddetta territoriale, ovvero i medici di base. Spieghiamoci, perché non sempre è necessario un approccio specialistico, un approccio strumentale, oppure si fa in pronto soccorso per una situazione che può essere tranquillamente trattata. Questo va a scapito di situazioni invece che devono essere diciamo trattate con urgenza oppure con una certa celerità. E poi parliamo anche delle patologie importanti, quindi parlo per esempio delle patologie tumorali, di quegli screening che sono assolutamente necessari per una prevenzione. Quindi questo discorso lo facciamo potenziando la medicina territoriale, potenziando anche il regime, perché io non ho nessun problema a dire, di privato convenzionato, quindi è come andare nelle strutture pubbliche, in una città come Trieste che ha tanta domanda ma che ha anche tante possibilità di dare risposta. Andiamo in pubblicità e poi torneremo con telefonate e tutte le altre domande, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia di Alberto Polacco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, e andiamo ad ascoltare una telefonata. Buongiorno. Sono Gabriela di Largo Barriera. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dirvi una cosa. Ieri ho fatto le pulizie, primo di primavera, ho pulito gli oscuri, no, che sono su Largo Barriera. Ho veramente tolto un sacco di inquinamento perché l'acqua era nerissima, non di terra, nera di smog. E quindi a quel punto mi sono ricordata che c'è una direttiva europea, la 49 del 2002, che è una direttiva ambientale, la quale il comune mi pare che non le sta adoperando, forse Polacco saprà più di me, che si riferisce a fare una fatture acustiche e piani di azione ogni tot anni, ogni 5 anni. Io sono più di 20 anni che abito qua in Largo Barriera. Veramente non ho visto nessun cambiamento, peggiorato. La mia vicina è morta per un cancro al polmone. Io non so quale sarà il prossimo qua, forse io, un altro vicino mio. Speriamo di no, dai. Ci sono tante persone che hanno avuto il cancro, che conoscenti. E quindi la mia domanda è questa: perché ci sono le direttive europee e io non vedo nessun cambiamento, non vedo che si faccia un limite velocità, un piano d'azione con limite velocità, con una pavimentazione che tolga il rumore e che tolga l'inquinamento, perché quello anche, no? Migliorando la pavimentazione, le polveri sottili, quelle che dell'asfalto non escono fuori e le respiriamo. Quindi perché non si fanno se si fanno le direttive europee che sono per il miglioramento delle persone, anche la centralina dell'ARPA che c'era una volta qua in piazza Garibaldi è stata tolta e messa in Volontari Giuliani, dove è pieno di alberi e non è pieno del traffico come abbiamo qua a Largo Barriera, e quindi perché non l'abbiamo anche noi una centralina dello smog? Aspetto una risposta, e questa è l'Europa che ci difende, però se qua dopo si fa qualsiasi cosa è lo che succede, no? Grazie. Mi permetto di dire che non è tanto l'Europa, è quanto l'Italia che non recepisce la direttiva, quindi se la direttiva c'è ha un senso e un conto, se poi l'Italia non la applica è un altro. Esatto, e adesso diamo una risposta alla cittadina perché è giustamente preoccupata per quanto riguarda quello che è l'inquinamento atmosferico, vedendo le finestre, questo si vede un po' in tutto il centro cittadino. Il tema qual è? Allora, si parlava, facciamo un po' di differenziazione rispetto ai temi sollevati. Il discorso della manutenzione stradale è una cosa, stiamo investendo e stiamo cercando di rifare un po' dappertutto, ma sapete sono tanti anche chilometri di manutenzione stradale delle strade. La centralina dell'ARPA, quello più interessante, lo gestisce la regione tramite questa agenzia,
E per esempio c'è la famosa centralina in Piazzale Rosmini che secondo me non ha senso di esistere e potrebbe essere tranquillamente spostata, su questo magari mi attiverò, in Piazza Garibaldi per dare invece lì una misurazione delle polveri sottili all'interno di quel territorio che è densamente trafficato. Però mi sentirei un attimino di tranquillizzare la nostra concittadina. Non c'è diciamo un allarme, perché comunque anche quella zona viene monitorata a livello di emissioni e concentrazioni di polveri sottili come tutta la città. Si fa un piano, questo chiaramente gli uffici lo fanno gli uffici dell'ARPA per monitorare costantemente quella che è la qualità dell'aria a Trieste, che non è una qualità dell'aria problematica come per esempio a Milano. Noi per fortuna abbiamo fattori anche ambientali, vedi un po' la Bora, il contesto diciamo ambientale che ci facilita. Certamente dobbiamo lavorare sulla riduzione del traffico, ma entriamo forse un po' nel vivo dei temi della campagna elettorale europea. Non è certo che le auto green che risolviamo il problema, perché attenzione a non introdurre strumenti che vanno ulteriormente a costituire una tassa ai cittadini. Dobbiamo togliere dal parco mezzi, attraverso degli incentivi che erano stati fatti e che ci sono, quelle che sono le macchine più inquinanti che ancora girano, perché i motori attuali sono motori invece più puliti, che rispettano chiaramente diversamente l'ambiente, ma certamente non possiamo imporre l'uso di auto elettrica a tutti indiscriminatamente, perché non tutti possono permettersi di sostituire l'auto magari da poco acquistata. Quindi facciamo una distinzione tra quello che è il buonsenso, e sono d'accordo assolutamente con degli incentivi, un rinnovo progressivo che c'è già in atto in Italia del parco auto, ma non a quelle diciamo eccessi che molto spesso provengono da una determinata parte politica e che come esempio le famose case green cercano di costituire un danno a quelli che sono invece le realtà del nostro paese. Altra telefonata, buongiorno. Sono Franco Lega da Udine Nord. Prego. Buongiorno Franco. Buongiorno ai triestini e anche ai friulani. Comandi. Allora, io vorrei sentire ai vostri ospiti che quando hanno sentito i nostri problemi andassero subito in comune o da una parte o in regione a proporre la legge e proporre un qualcosa di per migliorare. E non si capisce il perché. Tutte queste nostre osservazioni rimangono lì e vanno nel cestino, perché non si vedono migliorie. Adesso ho ascoltato la pubblicità che tutti vogliono il voto, ma come fanno a volere il voto che non riuscite a fare un bel niente? Sono cose troppo grandi, sono cose non si può. Allora lasciate il posto ad altri, lasciate il posto a chi vuol fare qualcosa. Un contadino, se gli muore una mucca, ha subito la sostituzione. Voi invece tirate avanti. Ed è da anni che dico che gli invasori arrivano dalla nostra Jugoslavia, ex Jugoslavia, e non fate ben niente per fermarli. Basta mandare i vigili urbani, i vigili di città in piazza lì, e chi non ha il documento via, subito via. Cosa ci vuole? Ma nessuno. E pretendete il voto? Ma chi va a votare adesso? Chi va a votare? Statevene a casa, andate a spaccare sassi sul carso. Franco, posso dirle una cosa? Ma si dica. No, perché io non sono abituato a polemizzare con i cittadini, però è giusto che poi le immagini non vengano distorte. E sa che io non vivo di politica, faccio il mio lavoro e non guadagno dalla politica. Ecco, quindi non è che ho bisogno della politica per vivere, io lo faccio per passione da quando sono da piccolo. Lasci a qualcuno. No, pensare questo generalismo non va bene. Ha bisogno di far politica, allora lasci a qualcuno. No, io sono avvocato e faccio No, le spiego tranquillamente. Ecco, bene. Insomma, lasci la politica, se fa già l'avvocato, e cosa fa? Se fa due mestieri in colpo solo, non lo so se li fa bene tutti e due. Mi meraviglio. Va bene, grazie.
Grazie, non credo che portava a nulla a proseguire con questo dialogo. No, ma anche perché probabilmente la persona a cui lei avrebbe potuto lasciare il posto non le andava bene comunque a Franco. Ma no, ma se diciamo che la polizia locale va a respingere i migranti, siamo lontani un po' dalle soluzioni. Allora, il tema c'è, non è che non c'è e non ci nascondiamo dietro diciamo, al nulla. La rotta balcanica, l'abbiamo sempre detto, è un problema, soprattutto mi si consenta per Trieste e anche per il resto della regione, ma prima per la zona di Trieste, e non a caso ieri non c'entra con la rotta balcanica, ma abbiamo avuto, e lo dico chiaramente, un nuovo episodio di violenza preoccupante in piazza Oberdan Bernardo, e con una serie, una sequenza che questa città non era abituata a vedere. Purtroppo le condizioni sono cambiate legate a questo fenomeno di flussi incontrollati. Che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che con il governo nazionale si è posto un problema serio legato all'immigrazione di questo tipo, incontrollata attraverso le cosiddette richieste di asilo. C'è di nuovo che per quanto riguarda la nostra città il problema di Silos sarà risolto a breve. Dopodiché dobbiamo anche confrontarci con un mutamento, ma dovremo passare forse 2 trasmissioni a parlarne di fila per far capire alle persone, ma quella che è la volontà di questa amministrazione, vuoi a livello comunale, regionale o nazionale, è quella di, attraverso soprattutto accordi con i paesi di provenienza, con la difesa delle frontiere e soprattutto con una stretta, arriverà a breve una modifica della legge sull'immigrazione, la concentrazione di arrivi e comunque in ogni caso i collocamenti vengano riassicurati, così come la riduzione della presenza di migranti o le espulsioni, e questo lo dico con grande chiarezza, nei confronti di chi, come ieri, delinque in maniera importante e costituisce un problema per l'ordine pubblico e per la collettività. Altra telefonata prima della pausa delle 9:30, buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Prego. Io vorrei porvi una questione e avere qualche informazione. Mio figlio è rientrato dalla Germania, no? È un anno che sta lavorando qua a Trieste, abita in affitto, no? In via Doce, e non gli danno la residenza né in comune né il proprietario. Cosa deve fare questo povero ragazzo per avere la residenza, per avere un medico, per avere tutte le cose di cui ha diritto? Perché non gli danno la residenza? Mi può dire se c'è una motivazione che hanno adotto? No, non lo so. Dice il proprietario, dice io la residenza non gliela do. Il proprietario? Il proprietario. Il proprietario. In comune dicono che deve essere il proprietario che deve dare l'autorizzazione per avere la residenza. Bisognerebbe vedere cosa... Quindi, cioè suo figlio è in affitto? Sì, è in affitto, sì. E non gli danno la residenza perché non è proprietario? No, perché il proprietario non dà il consenso non dà il consenso a che si lega... residenza. Ok. Magari se vuole scrivermi nel mio tramite indirizzo mail, poi cerco di darle una mano su questo. Le posso dare il mio indirizzo istituzionale se le va bene. Sì, va bene, aspetti che prenda una penna. Sì, si può fare? Sì, certo, assolutamente. Bisogna capire un po' il cavillo amministrativo che ostacola questa richiesta, assolutamente. Poi magari si concilia tra le parti anche un modo per venirsi incontro. Ecco, mi dica. Allora, Alberto.polacco con 2 C. Sì. Chiocciola. Sì. Comune. Chiocciola. Comune. Punto Trieste. Punto IT. Va bene, poi ci sentiamo. Punto IT. Allora io le spiego com'è la situazione. Bravissimo, poi mi dà un recapito, ci sentiamo, d'accordo? Sì, io sono sposato con la signora che ha qua l'appartamento. Io sono iscritto all'AIRE perché vivo all'estero. Sì. Però mia moglie vive qua in Italia
e mio figlio vive insieme con lei. Ho capito. Boh, ma ci sentiamo, mi spiega. Sì, guardi, l'affronterete magari mi spiega in con privato, calma, così va bene? non sbandieriamo tutti anche le questioni personali. Una volta avuto il contatto magari sarà più facile arrivare, speriamo, a una soluzione. Pubblicità e ci vediamo tra poco, abbiamo un po' di mail da leggere. Bene, torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9:37 minuti, con Alberto Polacco di Forza Italia, capogruppo in Consiglio Comunale. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, prego. Mi scuso un po' per la voce culturale, ma c'è l'allergia stagionale che incombe. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Allora, visto che l'argomento è sul tappeto è sempre molto scottante, parliamo di migranti, di immigrazioni, c'è un problema che le varie forze politiche, allora Forza Italia o Fratelli d'Italia, eccetera, quelli di destra con cautela non tornano sull'argomento specificatamente, mentre a sinistra c'è una certa ipocrisia per cui anche da quella parte non si tende a evidenziare il problema. Le leggi si possono fare, poi dopo intervengono i giudici, i quali non le applicano, ma le interpretano un po' a modo loro. È chiaro? Noi abbiamo visto cosa è successo con Salvini parecchi anni fa, il quale ha fermato una barchetta a largo, pur fornendo assistenza, pur facendo sbarcare i bambini, pur facendo quello che c'è, è ancora all'agonia per sequestro di persona, dove una barca può mettere in moto, può essere rifornita di tutto e andare un po' dove vuole. Sequestro di persona è quando io chiudo qualcuno in uno sgabuzzino e non gli apro. Se sei su una barca puoi andare dove vuoi. Adesso, immigrazione. Appena la Meloni o Salvini o Tajani o chiunque volesse solo tentare di fermare in maniera sempre lecita, naturalmente, rispedendo a casa chi non ha diritto di essere accolto, parliamo di migranti economici, non di gente che scappa dalla guerra, ci sarebbero dei giudici pronti ad azzannare alla gola chiunque. E si sta aspettando la Meloni, visto che è lei il capo del governo, che faccia una mossa sbagliata per poi scatenare il finimondo. Noi non siamo governati in Italia dai politici, ma dai giudici. E la magistratura che scandisce tutte le operazioni di governo. Immigrazione sempre voluta dalla sinistra, incontrollata. Non abbiamo bisogno, purtroppo, di gente che ha senza cultura, che viene da usi e costumi diversi, per essere sfruttata, non per mandarla a lavorare, ma per darla in mano alla malavita. Ok, termina qui. Grazie. Diciamo che c'è questa preoccupazione che il nostro concittadino esprime. Io entro nel tema che, ripeto, liquidare in 2 minuti è difficile, però diamo dei flash. Allora, parliamo di elezioni europee, perché è anche giusto che ci caliamo un attimo nel clima di quella che sarà la votazione di sabato e domenica prossima. Se c'è un risultato che questo governo nazionale ha portato avanti fino ad oggi, è quello di essere riuscito a portare sull'attenzione diciamo europea, quindi gli altri stati, il tema dell'immigrazione, soprattutto con riguardo agli sbarchi in Italia, perché l'Italia è il paese che diciamo è più fortemente interessato a questo fenomeno, vuoi Lampedusa, vuoi la rotta balcanica. È chiaro che la politica che dobbiamo fare è quella legata, come ha detto bene il nostro concittadino, al tema delle espulsioni di chi non ha diritto a stare in Italia, perché i migranti economici, e quello è un discorso molto importante, il diritto di asilo non si dà o di protezione internazionale per motivi economici, lo si dà
per motivi legati a persecuzioni politiche, persecuzioni legate alla razza, alla religione, quindi per casi ben specifici. Noi abbiamo una grande parte di questi migranti che poi non ha diritto a restare in Italia. E qui è il problema dei ricollocamenti e espulsioni nei paesi di origine, e su questo stiamo fortemente lavorando con gli accordi con i paesi di provenienza, dalla Tunisia al Marocco, all'Algeria, al Corno d'Africa, quindi ai paesi che più direttamente sono coinvolti nelle partenze. D'altra parte c'è anche da dire, bisogna pensare a un trattenimento alle frontiere, un maggior potenziamento di quelli che sono i controlli alle frontiere in ambito europeo, perché noi qua abbiamo delle frontiere, voi la Croazia, voi la Slovenia, e l'Italia chiaramente si carica tutti gli arrivi. Non è questo un modo di gestire il fenomeno migratorio, quindi questo è un tema europeo. Poi c'è il tema italiano legato alle identificazioni e ai ricollocamenti di queste persone, e a ritornare a quel fenomeno invece di immigrazione che era legata all'acquisto, alla domanda di offerta di lavoro, ai motivi di studio, di soggiorno, e quindi a quell'immigrazione più regolarizzata che consentiva alle persone anche di non stare nella marginalità sociale, ma di inserirsi poi nella nostra società. Quindi questo è il modello al quale noi dobbiamo guardare. Certamente il diritto d'asilo è una prerogativa, ma va data a chi ne ha il diritto. Leggiamo alcune mail. Sì. Un saluto a tutto lo studio, il signor Gulotta che conduce il signor Polacco, che assieme al signor Babuder hanno salvato dalla ferriera la cabina elettrica, uno dei miei primi interventi alla nostra Tele 4, telefonate sempre tese alla salvaguardia della nostra storia. Perciò grazie per aver contribuito alla sua memoria, spesso dimenticata. In questo maldestro mio triestino che a diverse persone crea un certo fastidio, la nostra Trieste subisce troppo spesso violenze di ogni tipo. Ormai non trascorre una giornata senza che succedano accoltellamenti, ma non solo questi, ma tentativi di truffe telefoniche attraverso anche le mail e WhatsApp. La mia memoria mi porta indietro al detto evangelico che dice: siate prudenti come serpenti, e chi ha frequentato lo scautismo si ricorderà di Estot Parat di Baden-Powell, ok. Sì. Questo per dire che purtroppo non siamo più liberi, ma condizionati da eventi che ci costringono a stare allerta. Certe vie ormai sono segnate da un coprifuoco non dichiarato ma reale, insomma un brutto vivere che ci toglie la serenità, che oggi lentamente ci allontana dalla nostra libertà. Questo è importante, possiamo un attimo... Ecco, perché questo è un tema importantissimo. Abbiamo ricevuto delle telefonate da zona barriera, quindi tutta quella parte legata a Piazza Garibaldi, ma non solo. Ecco, dico ai cittadini, la presenza delle forze dell'ordine e delle istituzioni in questa città sarà capillare in ogni rione. Non è che noi facciamo rioni di Serie A, riunioni di Serie B. Trieste è una città unica, da Borgo San Sergio, anzi nella parte confinante con Muggia, sino a Barcola e oltre. Quindi non ci saranno quartieri ghetto, che poi sono molto spesso presenti in zone metropolitane, ma è certo che questa, diciamo, come chiamiamola, escalation di episodi di danno alle persone di gravi, ecco, questi sono sintomi, diciamo, allarmi preoccupanti, ma che, attenzione, non devono farci perdere la fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine che sono presenti in città. Cioè, la guardia è alta, la terremo alta, assolutamente, ma sono certo che con delle politiche di riduzione del flusso migratorio e con delle pene comunque severe nei confronti di chi si macchia di questi episodi, riusciremo a ritrovare, diciamo, maggiormente quella tranquillità che comunque questa città, diciamolo, che voglio anche un attimino tranquillizzare i nostri cittadini, non ha perso. Telefonata, buongiorno. Pronto? Sì. Sì, buongiorno a voi. Per cortesia, un'informazione, dottor Polacco. Sì. Io gli avevo telefonato già l'altro anno la prima volta, dopo 4 mesi è venuta la seconda volta, e avevo chiesto a nome mio e nome di altre persone se per favore si poteva interessare per il famoso porteggio in ospedale di intervento in giardino con le macchine per le persone oncologiche in riabilitazione. Aveva promesso, aveva detto che mandava un'email al dottor Riccardi, dopo 4 mesi di nuovo abbiamo chiesto e di nuovo che mandava l'email, non ho avuto risposta, e anzi devo dire, conoscendo la persona, una persona molto seria e sensibile,
sono triste, sono rimasta male perché addirittura avevo pensato, ma guarda, forse è tanto da fare, informerà Tele4 e il giornalista informerà Trieste e se forse vengono aperte le entrate in giardino per chi deve andare in abilitazione, in ecologia e morfologia. E non ho saputo niente, infatti alla fine ho detto, arriveranno le elezioni e le elezioni sono arrivate. Mi creda, sono stufa di essere una spettatrice passiva, io come tante altre persone. Se ha da dirmi qualcosa riguardo al poter entrare dentro in partito, cosa pensa di fare? La ringrazio tanto, buona giornata. Signora, se dopo dirò. Allora, infatti volevo tornare su questo tema, perché ci siamo visti oggi, ne ho parlato anche con la direzione di Asugi e in qualche modo cercheremo di portare a termine questa cosa a brevissimo. Se mi scrive, così ci contattiamo al telefono e le do più dettagli, ecco, a quell'indirizzo mail che ho dato prima, alberto.polacco@comune.trieste.it, volentieri la contatto anche telefonicamente, come faccio con tanti cittadini ormai da tanti anni. Quindi ripeto, alberto.polacco@comune.trieste.it. Una mail dice: magari informarsi meglio del processo a Salvini aiuterebbe a non crearsi una sceneggiatura tutta propria, molto simile alla propaganda partitica. Espulsioni, a questo ritmo tra 144 anni si risolverà la questione, bisognerebbe fare, non si può sentire, dice un telespettatore. Allora, però bisogna essere realisti, io i cittadini non li prendo in giro, perché è la cosa peggiore. Noi abbiamo un approccio chiaro, serio sull'immigrazione, non è che viene da oggi, non lo facciamo per tornaconto elettorale perché la situazione è complessa, ma da dire ai cittadini che domani il problema è risolto, io non lo farò perché non prendo in giro le persone. Allora, arrivano delle mail anche di questo tipo, ora le leggo, sono due. Ho sbagliato, questo l'ho già letto. Buongiorno, io seguo ogni giorno Sveglia Trieste, sono d'accordo nel dare spazio a tutti, è una scelta democratica che voi perseguite, ma mi chiedo perché passate telefonate inconcludenti e direi pure offensive che tolgono spazio ad altri telespettatori che tra l'altro un vostro conduttore non accetta più. Questa persona che non è di Trieste e non la conosce mi infastidisce parecchio. Scrive anche un altro telespettatore, diceva: basta con queste esternazioni di Franco da Udine Nord, ora a TV12 in casa che telefoni là, saluti Giorgio. Quando si parla di in qualche modo cercare di ottimizzare le domande, non essere ripetitivi, non puntare su temi magari sulla cui competenza non appartiene l'ospite di turno, io sono assolutamente a favore. Dall'altro lato la conduzione della trasmissione detta che se io vedo quella scritta lassù che voi non vedete che si illumina con scritto telefono, io non so chi c'è dall'altra parte, può esserci Franco da Udine, può esserci Alberto Polacco, può esserci mia mamma, come può esserci chiunque stia chiamando, quindi lo ascoltiamo e se poi cade nell'offensivo viene stoppato, se diciamo torna su argomenti già affrontati li si riascolta un'altra volta. Non è che ripeto, non si ottimizza la trasmissione in questo modo, la si rende noiosa, ripetitiva e molte persone cambiano canale, ma non ho, ecco, adesso mi si è accesa un'altra volta la spia del telefono, non so chi c'è dall'altra parte, ora lo andremo a sentire. Io l'ho detto un paio di volte, poi insomma non ho, come dire, l'autorità per poter in qualche modo filtrare determinati argomenti o cercare di veicolare le telefonate su quelli che sono gli argomenti del giorno e non ogni giorno un purpurri di questo e di quello, ma sono processi che un singolo conduttore non governa, al netto della decisione di qualcuno che sceglie di scremarli in un'altra maniera, ma su questo non entro in merito. Siamo in una botta di ferro con la Meloni, promesse di tutti i colori che saranno mantenute, è un gioco per prendere voti, scrive un telespettatore. Bene, io accetto le critiche politiche, ci mancherebbero, e da parte anche dei cittadini, perché sono benvenute e assolutamente non vedete mai sottoscritto alterarsi per questo, perché fa parte della politica. Tante cose sono perfettibili e tante cose devono essere ancora fatte, ma quello che secondo me conta di fronte agli occhi dei cittadini a qualsiasi livello di governo, dal comune alla regione al governo nazionale e poi parleremo dell'Europarlamento, è l'avere la coscienza a posto del fatto che si sta facendo il massimo
per raggiungere poi quel risultato che molto spesso non è possibile ottenere in brevissimo tempo. Quindi i problemi sono complessi, i problemi sono tanti, però quello che secondo me, per quanto riguarda la mia posizione politica e quella di Forza Italia, è quella di avere delle persone serie, preparate e di esperienza, che in qualche modo sanno affrontare e dovranno affrontare anche nei prossimi mesi momenti complicati, ma per il benessere di tutto il nostro Paese. Un attimo, prendo un sospiro. Sì, sono comodamente assolutamente d'accordo con il signore che ha chiamato alle 9:37. In Italia certa magistratura la fa da padrone, minando la sicurezza dei cittadini italiani. La politica deve fare leggi stringenti e chiare e non diano nessun appiglio a certa magistratura politicizzata. Allora, su questo, magari così ti lascio un attimino respirare, è un tema grosso il rapporto tra magistratura e politica. Ho letto recentemente un libro ancora sulla cosiddetta guerra dei 30 anni, non posso fare pubblicità, dove l'utilizzo per esempio di Tangentopoli, Manuel Pulite, c'era un utilizzo un po' così leggero di alcune della carcerazione preventiva e una in qualche modo violazione anche dei diritti della difesa. Noi siamo per la cultura dei diritti e siamo anche certamente per la certezza della pena, laddove la persona sia riconosciuta colpevole dopo 3 gradi di giudizio e quindi in Cassazione o con sentenza definitiva. Oggi abbiamo registrato per esempio un importante e forse uno dei più coraggiosi provvedimenti adottati nella storia d'Italia da questo governo con la riforma Nordio, ovvero la separazione delle carriere tra magistratura cosiddetta inquirente e magistratura giudicante, ovvero il PM farà il pubblico ministero e il giudice fa il giudice. Non ci si può scambiare in questi ruoli perché è evidente che una mentalità che è formata in termini accusatori non potrà mai essere imparziale nel momento in cui diventa giudicante. Questo secondo me è un passo fondamentale anche per eliminare quel fenomeno correntizio che abbiamo conosciuto in famose pubblicazioni di Palamara, anche nell'ambito del Consiglio Superiore della Magistratura, la politica all'interno della giustizia che non ha da esserci, perché noi dobbiamo pensare una cosa, che tanti giudici in silenzio ogni giorno fanno bene il loro mestiere, poi ci sono quei pochi, comunque più magari diciamo appariscenti, più mediatici, che fanno apparire una realtà che non è. È ora di dare anche in questo settore una certa diciamo, linea. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Desidero porre una domanda. Facendo lei parte della stessa commissione e avendo lo studio in via Valdivino, sicuramente avrà presente la difficoltà che i residenti hanno a trovare parcheggio, visto il complesso sistema adottato per l'accesso alle ZTL e alle zone a parcheggio a pagamento. Praticamente una situazione ibrida che porta a chi cerca il parcheggio a pagamento non trovandolo di occupare gli stadi riservati ai residenti con un notevole disagio che si va a creare. Questa situazione è solo presente, almeno da quello che ho potuto vedere a Trieste, perché se ne va a Udine, Pordenone, Monfalcone, ZTL, telecamere e non si entra. Perché questo a Trieste non viene fatto tutelando i residenti che hanno il contrassegno, che hanno pagato per ottenere questo contrassegno? Grazie. Ecco, questa è una domanda molto molto interessante, ringrazio il nostro concittadino. Per quanto riguarda le ZTL, che poi a Trieste sono sempre di meno, si sono sempre più ridotte nell'area del Borgo Teresiano, è vero, noi abbiamo adesso dei controlli che dovremmo fare più frequentemente da parte della polizia locale sul rispetto dei permessi e dei diciamo, accessi alle zone a traffico limitato, ma io sui residenti, perché sto registrando effettivamente anche per fortuna a seguito dell'aumento del traffico turistico, del traffico crocieristico, cioè Trieste è una città che sta cambiando molto rapidamente in poco tempo e questo ha un impatto soprattutto nelle zone del centro storico, dove il centro storico ormai ha una sua ampiezza importante, ecco, soprattutto nell'area del Borgo Teresiano e non solo, abbiamo dei disagi da parte dei residenti che non riescono a trovare il posto, non dico vicino ma neanche nelle prossimità, esatto.
Quindi qua il tema è di, adesso abbiamo in atto dei tavoli anche con i gestori soprattutto dei parcheggi in struttura, convogliare il traffico turistico nei parcheggi in struttura e cercare di liberare la sosta in superficie, perché poi ormai abbiamo anche poca sosta in superficie nell'ambito del Borgo Teresiano, se poi pensiamo sono poche le vie che ospitano stalli, con anche delle possibilità da parte dei residenti, magari penso con canone calmierato, quindi con un prezzo diciamo vantaggioso, di poter avere anche un abbonamento mensile, e quindi diventa anche diciamo in qualche modo interessante con un prezzo veramente conveniente riuscire ad avere un posto auto in zona, un po' come era l'operazione che abbiamo fatto sul Molo Quarto. C'è il Molo Quarto interessato anche qua, perché poi si dimentica. Ci sono i lavori del viale monumentale che sono iniziati, lavori che Portovecchio parliamo ovviamente, importantissimi, enormi, che dureranno circa 1 anno e mezzo per tutti i sottoservizi di Portovecchio nella parte appunto monumentale, e questo consentirà di riavere sostanzialmente fruibile un'area enorme, però questo ha comportato una progressiva riduzione del parcheggio del Molo Quarto, che era un parcheggio molto utilizzato anche dai residenti del Borgo Teresiano, perché eravamo riusciti ad avere delle tariffe calmierate e convenzionate. Quindi dobbiamo riprendere in mano, soprattutto con Saba Italia, non so se si chiama ancora così, il Silos, Forulpiano, quei contenitori di sosta che sono vicini, per cercare di ridurre, poi finisco, ma è complicato il tema, ridurre i prezzi e quindi favorire anche per i residenti la possibilità degli accessi in struttura. No, facevo segno dell'orologio perché mancano 2 minuti alle 10. Volevo in questi 2 minuti... Come vola il tempo in televisione. Quando ci si diverte. E volevo in 2 minuti però affrontare una cosa un argomento che richiederebbe molto più tempo. La divisione delle competenze, Polacco, perché secondo me in tanti non hanno chiaro il confine fra la competenza comunale, regionale, provinciale, soprintendenza, demanio, ferrovie, porto e altro, e anche a causa di questa molteplice competenza territoriale molte cose vanno a rilento, no? Cioè è un problema, non so, amministrativo, burocratico, però sono tante realtà che devono parlare fra di loro e non tutti parlano fra di loro, e se lo fanno lentamente. Io dico, non è che adesso bisogna centrare tutto sotto un'unica, perché è inverosimile, però è inverosimile, magari, certo. È inverosimile. Ma non so, in qualche modo snellire le comunicazioni fra enti. Allora, diciamo una cosa, è stato approvato adesso il nuovo codice degli appalti che cerca un attimino di snellire procedure per i lavori sotto una certa soglia in modo da dare degli affidamenti, però è anche vero che il tema competenze, soprattutto quando noi, vedete, dal comune abbiamo un osservatorio privilegiato tra virgolette, perché tutti i problemi ci arrivano addosso, ed è normale che sia così, perché l'ente è più vicino al cittadino, certo. E deve essere così. Noi tra l'altro, io il rapporto col cittadino cerco di averlo veramente diretto, ma molto spesso ci arrivano delle questioni, ma le abbiamo sentite, le sentiamo anche soprattutto a Sveglia Trieste ogni mattina, che sono le più disparate, che riguardano, diciamo, la vita di tutti noi cittadini di questa città e di questo paese. Ecco, secondo me su alcune questioni, vedi, la sanità è un mondo, diciamo, un po' a sé stante, ed è chiaro che su quello si deve intervenire specificamente, ma un permesso di costruire, un progetto di un certo tipo deve avere la sovrintendenza, deve avere i vigili del fuoco, avere 8.000 pareri. Ecco, come molto spesso ce lo dice anche il sindaco, questi appesantimenti burocratici per tutti il tram, ecco, questo per esempio è l'emblema di quando purtroppo si inseriscono diversi enti che alcuni non rispondono, e questo lo diciamo chiaro, alla città, ma hanno una logica chiaramente burocratica meramente, ecco che l'opera pubblica si blocca e si rallenta ulteriormente. Quindi questo è il senso di degli strumenti, ci sono per le grandi opere, grandi progetti, anche a Trieste, le cosiddette conferenze di servizi, dove gli enti interessati si mettono attorno a un tavolo e pianificano ognuno per le proprie competenze. Chiudo. Quindi maggiore coordinamento certo, ma servirebbe, chiaramente lo cerchiamo di fare, ed è un obiettivo anche di questo governo, una grande opera di semplificazione normativa. Grazie ad Alberto Polacco di Forza Italia che è stato con noi questa mattina. Grazie, arrivederci, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata. A tutti voi una buona giornata.